Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Che vi credevate? Che non andavamo live? Uno tiene il che fare, ma... Vi vedo, siete in tantissimi. E lo capisco, alcuni di voi vogliono andare a riposarsi, a dormire, a mangiare una cosa. Sarebbe anche è concepibile, è apprezzabile. Benvenuti a tutti gli amici, benvenuti nuovi iscritti, quelli che passano. In realtà questa è una modalità nuova, Ringraziamo e salutiamo gli amici di Fan Rating. Ne siamo live sull'altra cosa, spero che tutto funzioni bene. Buonasera a tutti. Ok, prima i ringraziamenti a voi, 130 like preventivi, siete bellissimi e state dimostrando di meritare un Toronto diverso, un Toronto più sul pezzo che gioca un pochino meglio e vabbè. Però vai tranquilla Falco, va bene, non ti preoccupare, anzi grazie sempre. Adesso prendo tutti i vostri messaggi, perché avete il diritto al lamento, avete il diritto a sfogarvi. Abbiamo ovviamente un lungo delle lunghe cose. Prima di cominciare, ovviamente, io mi sento di dire una cosa: brutta figura epica, fa male, ci siamo anche stancati, perché è la prima cosa a cui uno pensa e dice la perdevamo subito e non facevi quella mezz'ora in più di umiliazione e di perdita anche di forze mentali, perché poi queste sono partite che te le puoi portare appresso. Il minuto di collera, esatto, amici miei. Siete forti, voi siete forti perché voi lo sapete. Poi possiamo parlare veramente di tutto, dalla formazione scelta da Spalletti. Puoi anche finirla. La formazione scelta da Spalletti, perché poi uno può dire col senno di poi, vedi, dovevi far giocare quelli più freschi. E come non lo capisco, però immaginate pure uno scenario dove Spalletti mette quelli più freschi e noi facciamo questa brutta figura uguale. E allora si sarebbe detto Spalletti ha dato il messaggio che non gli interessava, eccetera, eccetera. Quindi non se ne esce sotto questo punto di vista. È andata così, è andata come è andata, bisogna reagire subito. Contemporaneamente vi dico che arbitraggio ne possiamo parlare, perché comunque è stato ancora una volta per me non all'altezza, non soddisfacente. Però mettiamo subito le cose in chiaro anche per quelli che vedranno dopo, perché molti se la guardano dopo e vi ringrazio, e potete lasciare i vostri commenti anche dopo, io li leggo tutti. La cosa importante è stabilire che la Fiorentina meritava di vincere. Già da come ci hanno affrontato nel primo tempo, meritava di vincere la Fiorentina. Punto. Dopodiché, se vogliamo parlarne, l'arbitraggio comunque non mi è piaciuto. E adesso parliamo, prendo tutti un pochino i vostri messaggi, vediamo se sono... Ah no, gli XG non li posso cercare perché il sito che si occupa degli XG si occupa solo della Serie A e non della Coppa Italia. Usciranno poi domani magari sul sito della Lega. Va bene, ok, siete in 200. Se avete dei like di misericordia per me, visto che siamo qua, me li prendo e vi ringrazio. Almeno la community aumenta e io sto un pochino meno male. Un minuto di collera, puff, è partito e andiamo a vedere. Like di collera, esattamente. Sei in disaccordo con me? Abbiamo preso un gol per colpa di Tuanzebe. Con squadra al completo, KK Victor, la vinci facile. Lozano ha sbagliato, Fabian ha fatto bene a bloccare. E dov'è che non sei d'accordo con me, Pisellao? Massimiliano, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, ragazzi. Questa è la modalità, si iscrive solo se si è iscritti. Poi se volete entrare, lasciare il vostro messaggio e disiscrivervi dopo, fate veramente come volete. A me piace fare YouTube in un certo modo. Vi consiglio di darmi una chance
Se invece siete tifosi delle altre squadre, che siete passati solamente a sfotte, pure va bene, perché questo è YouTube così. Non ho capito dove sei in disaccordo. Non ho detto che non è colpa di Tuanzebe, non ho detto che la vincevamo facile, che non la vincevamo facile senza al completo, non ho detto che Lozano ha fatto bene e non ho detto che Fabian ha fatto male. Non ho capito dove sei in disaccordo con me. Allora, ingenui tanto, siete velocissimi. Io ho messo pure la modalità lenta per potervi prendere tutti quanti, ma ovviamente è difficile. Ringrazio tutti i moderatori che entrano alla spicciolata. L'unico errore di questa partita è stato il gol di Petagna. Vedi, questa pure è sfiziosa, è un commento memorabellino, perché il gol di Petagna che ci illude che possiamo portarla avanti, ovviamente però in 9 è impossibile. Ma tu che fai? La perdi apposta? Che fai? Non provi a prenderla? Non provi a riprenderla? Tu speri poi magari di portare una stoica difesa, di portarla ai rigori, ma purtroppo non siamo stati capaci. Lozano, uno dei peggiori acquisti, Lucio Milo, peggiori acquisti. Quindi facciamo un discorso su Lozano che torna da 16 giornate di Covid, lo dichiariamo un peggiore acquisto. Ora tabula rasa, ripartiamo da Bologna, brutto 5-2, ma subirlo in Coppa è il minore dei mali, purché non condizioni. È importante il finale del tuo messaggio, Luigi, purché non condizioni, perché queste sono cose che ci devi riflettere, se non fanno bene alla squadra. Poi è chiaro, molti mi state parlando di Tuanzebe. Io più che il gol, che magari poteva lasciare sul posto anche Vlahovic, poteva lasciare sul posto Rachmani, poteva lasciare sul posto anche Koulibaly. Io ho visto una difficoltà, ecco, se poi vogliamo cominciare a parlarne a livello tattico, ho visto una difficoltà nell'uscire da dietro, perché c'era un po' di imbarazzo con Rachmani non sulla zona sua preferita. Rachmani a sinistra, secondo me, fa molta più difficoltà con il piede sbagliato. Tuanzebe non è che, insomma, ci aveva fatto vedere un passaggio in verticale su Mertens in quei pochi minuti in cui aveva esordito, però non mi è sembrato avere un'uscita pulitissima e illuminante. Hanno cercato di fare i passaggi semplici dalla difesa. Per me Lobotka ha fatto anche una buona partita fino al secondo tempo, dove anche lui ad un certo punto ha sbagliato qualche passaggio. Demme ha fatto quello che poteva, ma la Fiorentina ha giocato bene, la Fiorentina ha giocato meglio, ci aggredivano alti, non ci davano spazio, dovevamo ricominciare sempre. E secondo me il Napoli qualche pallata la doveva fare. C'hai Petagna davanti e per forza uscire da dietro non credo sia l'unica soluzione possibile. Ma fatemi ringraziare Tore Falanga di Eternal Sun, bellissimo. Ah, bellissimo. Dove stai, Tore? Dove stai? Fatemi ringraziare perché eccoti qua. Guardo di Eternals che è meglio stasera, quelli più convinti erano Mertens e Di Lorenzo. Lozano sembra pronto per il Bayern, assolutamente. È ovvio che uno poi si porta appresso le dichiarazioni evitabili di un Lozano che aveva detto quello che aveva detto, e quindi uno lo aspetta al varco, non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Noi però dobbiamo anche riflettere sul fatto che non abbiamo più Insigne e che si fa? Su Lozano si punta o te lo vendi, e chi te lo compra? Perché poi dobbiamo vedere sempre chi se lo vuole comprare, e la fai la plusvalenza, perché il Napoli si deve confrontare con i problemi economici, e quindi vediamo un pochino. Sicuramente The Eternals è un buon film che apre a certi discorsi, quindi te lo devi vedere per forza. Mertens ovviamente grande partita, e Di Lorenzo stoico fino alla fine, è passato da destra, è passato a sinistra, poi è passato anche in mediano, e insomma veramente così. Tuanzebe ottimo quarto centrale. Buonasera, non facciamo scendere il livello Carlo, cerchiamo di tenerlo alto, figurati. La Fiorentina è la peggiore squadra da affrontare senza Koulibaly. Dite una Rumarò nei film sicuramente.
Giuseppe Valerio, secondo me questi calciatori di Napoli hanno ancora capito che se non entrano in campo con la giusta determinazione puntualmente le prendono, non ci sono santi e ci facciamo anche un bagno di umiltà, Giuseppe, perché ogni tanto sentendo un pochino l'ambiente, sentendo un pochino dopo buone prestazioni, io cerco sempre di mantenere la calma, di pompierare dove bisogna pompierare, discorsi di scudetto, discorsi cose, perché vediamo che le seconde linee giocano una buona partita, 2 buone partite, e poi dobbiamo ritornare con i piedi per terra, perché è una squadra che comunque delle difficoltà ce le ha, è capace di fare ottime partite contro chiunque, e l'abbiamo visto, ma è capace anche di sbagliare l'approccio e di prenderle. Non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Elmas in confusione. Ho guardato attentamente la partita di Elmas perché in molti non erano d'accordo con me sul fatto che Elmas avesse fatto una buona partita contro la Samp. Continuo a non ritenerlo il problema del Napoli. Mi dici in confusione? Sinceramente non lo so. Non sono convinto, aspetto altre vostre opinioni al riguardo, perché potrei anche sbagliarmi io. Senza Victor ci manca mezzo organico da 2 mesi. Limiter, il mister al posto nostro che gli avrebbe l'Inter. Allora Enzo, su questo discorso dell'Inter chiariamoci una volta e per tutte, perché l'ho sentita, l'ho detta anche io questa frase: se all'Inter togli Lukaku, e gliel'hanno tolto Lukaku, se all'Inter togli Hakimi e gliel'hanno tolto Hakimi e li hanno sostituiti in un certo modo. L'Inter sceglie anche dei giocatori che non si infortuniano mai. Allora, pensate, noi stiamo cercando di far riposare Di Lorenzo e non ci riusciamo, ok? Può essere pure che Di Lorenzo non si infortunerà mai, come successe a Callecon, sempre performante, sempre in campo e non si infortuna mai. E quindi Di Lorenzo, qualche limite, ma almeno ha quella caratteristica dei top player. Non ha la tecnica di un Cafu, la velocità di un Cafu o la tecnica di un Marcelo, ma magari la sua caratteristica da top player è quello. Cosa fa dell'Inter la squadra più forte? È che i giocatori che hanno non si infortunano mai, è una caratteristica, anche quella è una caratteristica. Allora se noi paragoniamo l'Inter al Napoli e pensiamo se gli togli Dzeko all'Inter come fanno? A parte che fanno con Lautaro e fanno con Correa e fanno con Sanchez, ma evidentemente hanno dei giocatori a centrocampo in difesa che non si infortunano mai. Manolas si infortunava sempre. Koulibaly ha giocato meno di Manolas in alcune stagioni e si infortuna sempre. Ghoulam parte infortunato. Oggi rischiare Ghoulam è l'hashtag, perché non era in condizione, ragazzi, di fare la terza. Si può chiedere a Spalletti se era il caso di farne giocare la terza. Andiamo avanti. Fabian, vediamo se tiene questa pulbagia, eccetera eccetera. E Osimhen purtroppo è il secondo anno consecutivo che ci viene a mancare, sfortuna, propensione, troppo irruento, quindi si fa male di più. Queste sono delle analisi serie, perché se ci affidiamo solamente alla sfortuna, il Napoli è la squadra più sfortunata del pianeta Terra, perché si fanno sempre male i giocatori, escludendo il Covid che è casuale, ma gli infortuni non sono sempre casuali. Ci sono giocatori che si infortunano di più, giocatori che si infortunano di meno. Quelli che si infortunano di meno, tu a Messi non gli devi chiedere, a Ronaldo non gli devi chiedere di riposare. Perché? Perché sono i top player sono anche quelli. Può essere anche che il Napoli non ha informazione dei giocatori che possono giocare per sempre e quindi devi per forza farli ruotare. Hai nelle seconde linee dei giocatori all'altezza dei titolari? A volte sì, a volte no. Siamo solo sfortunati? Siamo probabilmente non in grado di permetterceli questi giocatori che non si infortuniano mai. 11 Di Lorenzo. Potrebbe essere una scelta, li cerchi nel mondo. Tuanzebe comunque l'hai preso. Tuanzebe è un giocatore che qualche infortunio nella sua carriera l'ha subito. Di che vogliamo parlare? Quindi questo discorso, se all'Inter togli, se al Milan togli, è un pochino più, è da affrontare con un po' più di serietà, secondo me. Buonasera Luca, tutti andiamo in freva, non c'è dubbio. Elmas è stato il più pericoloso dei nostri, che si dovrebbe dire di Politano. Politano, fumoso oggi. Il problema non sono i singoli, il problema è la mancanza di idee senza la spina dorsale. Oggi ho notato proprio mancanza di idee,
però sono gli stessi che erano giocati. Allora mettiamoci un po' di mancanza di idee, mettiamoci brava la Fiorentina a chiudere tutte le linee di passaggio, mettiamoci un po' di stanchezza e aggiungi tutto questo, esce una partita del genere. Non si è riusciti a raddrizzarla, mettici che quelli freschi che erano entrati, uno si è fatto espellere, Lozano, ragazzi, quello può essere rosso, io non me la sento di dire che quello là è uno scandalo, il rosso ci può stare, non parte a martello ma finisce a martello, molto pericoloso, ci sta il rosso. Quello di Fabian, il secondo è un giallo sacrosanto, sul primo ho dei grandi dubbi. Sul primo giallo di Fabian, ancora queste mani in faccia a simulare cose che non erano, era un guantino appoggiato, non c'era proprio il giallo. Però i due freschi si fanno espellere e in 9, anche se contro 10, era difficile perché la Fiorentina già fa girare bene il pallone di suo. Noi poi con Petagna stanco, con Mertens che ha dato tutto, con Cioffi un po' inesperto, è complicata. È complicata. Io cerco sempre di pensare in positivo, premetto che è una figuraccia, però quantomeno avremmo meno turni infrasettimanali, a dire meno infortuni e più concentrazione per le partite di campionato. Giacomo, io spero che sia così. Quanti poi turni? Cioè, dovevamo fare un'altra partita con l'Atalanta a febbraio, sarebbe stata comunque una battaglia. Poi nel caso chi beccavi, la Juve, non è questione di uscire, si esce, ma non puoi uscire di proposito. Il Napoli è uscito perdendo meritatamente, speriamo. La storia ci dice altro, in realtà. La storia ci dice che il Napoli o rimane nella Coppa o esce dalla Coppa e il campionato non cambia. Non è che diventiamo fortissimi in campionato, però speriamo bene. Allora, diciamolo, il Napoli sembra che per fare delle belle prestazioni deve partire da sfavoriti. E questo pure potrebbe essere una cosa mentale, nel senso che non hai niente da perdere, ti butti tutto, stanno tornando tutti i giocatori. Non pensiamo che insomma la Fiorentina potesse essere quella vista col Torino, ovviamente io sapevo che la partita sarebbe stata tosta, non ne possono sbagliare una così male e spero che anche il Napoli ne possa sbagliare una così male e che di non rivedere più una prestazione così discretamente insufficiente, e ringrazio Lino Bailo che nonostante tutto, amore forever e grazie mille amico mio per il tuo supporto, sei unico, sei straordinario, che sei amicizie overe. Grazie mille amico mio, grazie mille. Allora Valentina, secondo te era da rivedere l'intervento di Duncan? Arbitri quest'anno veramente mediocri, comunque anche a vantaggio nostro, fermando i Conè a campo aperto. Allora, bellissimo spunto completo che ci spiega delle cose. Brutto l'intervento di Duncan perché era assolutamente in ritardo, lui cerca di prendere il pallone ma a forbice là puoi spezzare pure le caviglie e gli è andata bene a Politano. Lo considero un fallo arancione se ci fosse l'arancione. Il giallo mi sembra troppo poco, il rosso mi sembra un po' troppo, onestamente. Arbitri quest'anno veramente mediocri, non c'è alcun dubbio, arbitri inesperti, arbitri che li buttano in questa cosa. Arioldi è lo stesso, e Arioldi è quello che mi ha fatto inaugurare la rubrica va rivista, proprio per le schifezze che abbiamo visto fatte da Arioldi, il nipote d'arte. Quello che dici sul avvantaggio nostro, anche io sono d'accordo, perché quella poteva essere tranquillamente gol per la Fiorentina e si chiudeva la situazione. Ricordo le parole di Alberto, il nostro amico ex arbitro, che dice: quando c'è il vantaggio è una finezza dell'arbitro lasciare andare, non sta scritto in nessun regolamento che lo deve lasciare andare per forza. Alberto mi ha parlato di finezza dell'arbitro se lo fa, poi se ci sono altre cose da regolamento che non so, eccetera eccetera, non lo so, però da regolamento lui può chiamare, anche perché deve ammonire, deve espellere, e quindi è anche una situazione del genere. È chiaro che la Fiorentina ha diritto di lamentarsi per questa situazione qua, non c'è proprio dubbio. E fammi ringraziare Alessio Marigliano che non manca mai. Meret ha perso fiducia anche se ha salvato 2 tiri. Pure povero Meret, qua me lo dite voi perché non ho sentito e non so dalla telecronaca in inglese.
se Ospina ha avuto dei problemi fisici o se era previsto questo cambio strano, oppure sai, Meret doveva da contratto, da accordi giocare la Coppa Italia, non si è buttato subito nella mischia, si è visto come stava, come respirava in campo, non lo so, questo se me lo dite voi nei commenti e lo analizziamo insieme. Poverino, nel senso che poi ha salvato 2 tiri, sì, e nel secondo, nel primo tempo supplementare ha fatto 2 belle parate. Sul primo gol, quello di Biraghi, sinceramente non lo so se poteva fare di più, perché palo gol è difficile, forse il posizionamento iniziale si può rivedere, poi ne prende uno sotto alle gambe, ma il finale insomma è proprio da brutta figura e da figuraccia. Fammi ringraziare Febo JH. Purtroppo quest'anno mancano i gol degli esterni di attacco, poi tutto il resto, senza dubbio amico mio, senza dubbio, ne parliamo e grazie mille, nome nuovo, grazie infinite per il tuo supporto, senza dubbio è una grave mancanza di quest'anno del Napoli, noi parliamo in continuazione anche con Guido della percentuale realizzativa. Napoli percentuale realizzativa troppo bassa e non stiamo però, attenzione, questa è importante leggerla bene, non stiamo facendo degli XG alti come l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso creava di più, sbagliava, ma creava più occasioni, quelle là clamorose. Il Napoli ne sta creando di meno e continua a segnare, quindi stiamo segnando proprio di meno in generale e i numeri in questo non mentono. Fammi ringraziare poi dopo Michele D'Ambrosio, anche lui sempre presente. Hai spaccato col pizzettino, è un po' la di Lorenzo, perché se era solamente il baffo era la Cagliacon di quando, un po' la di Lorenzo. Prestazione decisamente sottotono, si poteva fare molto di più. Fiorentina più affamata e compatta, testa a Bologna senza dubbio, compatti, pronti, volevano rifarsi della brutta figura, hanno giocato bene in tutti gli effettivi. Il Napoli grossa difficoltà, ci hanno messo in grossa difficoltà e dobbiamo riconoscere i meriti dell'avversario, Poi il Napoli può fare di più senza dubbio. E ringrazio ancora Lino Bailo, Tuanzebe da rivedere, ma una buona sensazione. Il ragazzo c'ha fisicità, credo che abbia anche una discreta velocità, tecnicamente non lo so, sinceramente non ho visto un fine dicitore. Quello che devo dire di Tuanzebe è, avendo noi come si dice, il microfono di Spalletti bello alto, abbiamo sentito di quando Tuanzebe usciva palla al piede e diceva Lobbo. Ok, Tuanzebe deve capire in pochi secondi, deve capire che Spalletti intende dagliela a Lobot, che Lobot che era di fronte a lui in quel caso. Dopodiché Spalletti si rivolge a Lobbo proprio, dice fatela dare, nel senso non deve scendere lui, se la devi prendere tu, e Lobot che ovviamente può smistare meglio. Questo è un problema di comunicazione, questo è un problema che certi giocatori che noi vogliamo vedere subito in campo perché tutti contenti, Tuanzebe, molto spesso hanno bisogno di più tempo per affiatarsi, per sapere quello che devono fare, la lingua, il tempo a disposizione buttato nella mischia si poteva evitare, se avesse giocato con Jesus sarebbe andato meglio, non lo possiamo sapere. Io però ho visto grossa difficoltà sia Tuanzebe che Rrahmani in uscita, e su queste cose ne dobbiamo parlare, perché a sinistra della difesa a 4 il centrale di sinistra o è Koulibaly, che è abbastanza ambidestro oramai e quindi può impostare con tutti e due i piedi, ma quando ci vedo Rrahmani o quando ci ho visto Manolas rimaneva lui a destra e spostavano Rrahmani io l'ho visto in grossa difficoltà, sinceramente in uscita, veramente l'ho visto in grossa difficoltà. Grazie sempre Lino, un abbraccio a tutti ragazzi, adesso prendo anche altri messaggi, devo dare ovviamente priorità ai miei supporters che mi tengono in vita. Ho visto un gioco troppo orizzontale, d'accordo,
Virgilio, prima di tutto grazie, in secondis spunto tattico, io l'ho visto verticale al contrario, tornavamo molto indietro, tantissimo indietro. Immaginate se ci fosse stato Mario Rui in questa partita, avremmo tutti detto: hai visto, con Mario Rui si torna sempre indietro, e con Gulam invece andiamo avanti. Attenzione, quando poi ce la prendiamo con il singolo giocatore, questa poteva essere, ecco perché poi dobbiamo sentire le parole di Spalletti, questa poteva essere il piano di gioco, poteva essere la tattica decisa. Lo sappiamo che quando ti vengono a prendere molto alti, tu la devi far girare in orizzontale, devi tornare indietro così finché non si creano gli spazi. Evidentemente la Fiorentina è stata brava non solo ad aggredirci alta, ma a coprire gli spazi, difesa alta. Non c'è profondità perché Petagna non ti dà profondità, non si butta, e però c'è una soluzione che io continuo a non vedere, una pallata addosso a Petagna, una palla alta, che come si dice? Scomparisce? No, scompaia? No. Spariglia, ecco. Che può sparigliare, perché io ricordo benissimo anche il Sassuolo di De Zerbi contro di noi, squadra che notoriamente parte dal basso e gioca molto in orizzontale. Ad un certo punto lo fanno il rilancio con Consigli e a volte puoi prendere in contropiede, ci è capitato proprio a noi, la squadra che sta cercando di controllare il pressing. Purtroppo così. Ospina infortunato, grazie mille, e tutti quanti facciano, perché io ho dimenticato di farlo in privato, gli auguri a Camilla, perché è il suo compleanno e siamo intossicati nel tuo compleanno, Camilla, il mio intossicato, anche il tuo intossicato, siamo legati da un destino del genere. Speriamo di dimenticarcelo presto. Un bacio a te, tutti facciano gli auguri a Camilla e io faccio il benvenuto a Fulvio Verde. Allora, mi dicono Spina infortunato, malissimo. Allora, chi tieni di fronte che ti sta invidendo? No, e chi tengo di fronte, amico mio? No, sono i cafardi coi clacson, non c'è dubbio. Fortunatamente mi sono perso i supplementari per andare a fare il tampone. Pensano proprio, negativo, meno male amico mio, meno male, mi fa piacere. Male, va bene perdere, ma 5 gol sono tantini, non c'è dubbio, per una squadra che faceva del suo punto di forza la difesa, sono numeri che fanno male, non c'è dubbio. E se tu mi dici Fiorentina sempre a terra, specialmente Gonzalez, Cristian, io ti do ragione. Io mi sono scocciato di vedere un calcio dove ad ogni minimo contatto si rotolano a terra, si mettono le mani in faccia anche quando non vengono sfiorati e pretendono che l'arbitro fermi il gioco perché ha l'incolumità. Allora, se tu hai preso una gomitata in faccia e ti sta uscendo il sangue, benissimo, mettiti le mani in faccia, richiama l'arbitro, eccetera, eccetera. Ma se tu sei stato sfiorato oppure sei stato toccato un pochino qua, subito le mani in faccia per far fermare il gioco. Questa è la nuova frontiera. Vi ricordate il Napoli come lo batti? Il Napoli lo batti col fallo sistematico e facendoci giocare poco. La Fiorentina il fallo sistematico non ce l'ha nelle sue corde, ma cosa hanno? Evidentemente distinto, si buttano a terra, era una situazione di vantaggio per perdere tempo e fermiamo il gioco, lo spezzetti così. Perché poi il Napoli poteva pure continuare fino a che l'arbitro non ferma il gioco, perché quelli continuano a rotolarsi, eccetera, eccetera. Purtroppo è troppo brutto, sapete perché? Perché io l'ho visto un calcio che era un pochino più serio, ho visto un calcio dove c'era Davids, dove c'era Stam, dove c'era Repka, proprio giocatore della Fiorentina, giocatori tosti che prima di cadere a terra li dovevi veramente ammazzare. Non voglio manco parlare di Maradona, che lo uccidevano di mazzate e sarebbero state 4 espulsioni a partita come minimo. Maradona rotolava e si rialzava e non chiedeva un fallo. Maradona è un'eccellenza. Ma c'erano molti altri giocatori che giocavano a pallone tosti, è un gioco di contatto, è uno sport dove c'è il contatto, e gioca a pallone, non cercare sempre di ingannare l'arbitro con queste simulazioni, perché noi ce la prendiamo con gli arbitri e facciamo bene, ma ce la dobbiamo prima prendere con i giocatori. E se non cambia l'ordinamento, e questa è una promessa che vi faccio, dal prossimo video in poi si apre il video dicendo basta simulazioni e si chiude il video dicendo basta simulazioni, e pretendo che si cambi e chiedo a tutti gli youtuber che stanno guardando,
che tutte le squadre, perché anche contro di me, anche i miei non voglio che simulino, Mertens ha accentuato oggi, lo capisco, basta simulazioni, e la simulazione che venga cambiato il regolamento e che venga punita immediatamente. Prova TV, salti la prossima partita, hai simulato, hai cercato di ingannare l'arbitro non per prenderti un rigore, per perdere tempo, è uguale, basta simulazioni, perché questo sport sta perdendo il suo fascino. E se in America preferiscono, c'è l'hockey, si prendono ammazzate l'hockey, ma ammazzate sul serio, senza scomodare la box. Si prendono ammazzate sul serio, fa parte quasi del gioco, gli arbitri guardano e non intervengono. Il calcio è diverso, se non c'è la rissa ci buttiamo a terra per finta. Siamo ridicoli, siamo diventati uno sport ridicolo come nazione. Io che guardo tanto la Serie A sembra peggio, però se voi guardate altre partite lo fanno in tutti i campionati, quindi deve essere la cosa decisa dalla FIFA, dalla UEFA, ma prima dalla FIFA, deve essere una cosa generale, e poi i campionati si devono adattare, perché io non ce la faccio più, veramente non ce la faccio più. Buonasera Losco, stiamo tutto indossacato, ma abbiamo capito che quest'annata è così, alti alti e bassissimi bassissimi, proprio vero. Quarto posto fondamentale, lavorare, 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 giusto. Non ho capito la sostituzione di Politano, amico mio, non è che stava in grandissima forma, Politano. Si sperava di avere con Lozano un pochino più di freschezza, poi bisogna chiedersi se Lozano aveva nelle sue corde la possibilità senza allenamento. C'è da dire, e mi viene in mente subito, che Lozano poi spostato a sinistra ha avuto lo spunto e ha preso il palo. È stato più pericoloso Lozano, perché poi mi si dice Lozano acquisto sbagliato, e però Lozano è stato più pericoloso lui in 5 minuti, ingresso da destra, poi spostato a sinistra, palo, e poi l'espulsione. Ha fatto più lui Lozano che non Politano in mezza partita, quindi veramente non lo so. Con la superiorità numerica nel secondo tempo bisognava approfittarne, certo Renato, senza dubbio, è lì che il Napoli comincia con un gol mangiato da Petagna, purtroppo su assist di Mertens, e su assist di Gulam quel tap-in di Demme che è stato poi parato, miracoletto di Terracciano, veramente miracoloso lì, un po' di mazzo, però purtroppo subito dopo arriva il gol di Biraghi e si ricomincia, scompariglia. Siamo rimasti un po' indietro con i messaggi, abbiate pazienza, auguri a Camille, tutti auguri a Camille, siete bellissimi. Devo ringraziare, problema al polpaccio, ok, perfetto, mi sa che devo ringraziare Luigi Della Vecchia. Dove sta? Scusatemi, mi sono dilungato sulla simulazione, ma ci tengo proprio assai. Non ci facciamo ingannare dal risultato. Questa partita era finita sul 2-1. Paradossalmente il gol di Petagna resta questa. È vero, Luigi, è vero, non c'è dubbio, perché dopo il 2-1 noi passiamo 3-5-2 perché dovevamo essere un po' più pericolosi, però Gonzalez si mangia un gol alto, poi c'è il colpo di testa di Elmas fuori, il palo di Lozano, e lì c'era ancora la possibilità, se avessimo segnato con Lozano c'era ancora la possibilità. Poi ci sono i due, c'è un tiro di Petagna deviato, però poi ci sono i due rossi, e lì poi il gol di Petagna rende tutto più vistoso. Hai ragione, è un'analisi giusta, Non un buon Napoli stasera, con le 2 espulsioni ci siamo condannati, ottima Viola, non serve fare drammi, raccogliamo i cocci e rimbocchiamoci le maniche, per fortuna qualcuno sta tornando. Bravo Giorgio, è vero, speriamo che tornino al meglio. Scale, che cosa ne pensi della sostituzione di Petagna? Potrebbe essere stato quello un errore? Col senno di poi sì, si può pensare a questo, però io capisco anche che Petagna, non avendo sveltezza nelle gambe, e quando stai con due giocatori in meno, uno in meno rispetto all'avversario, ti serve uno che insegue, e Mertens aveva ancora la forza di inseguire. Allora, se il Napoli avesse fatto la pallata e Petagna fosse stato Lukaku, tu dici non lo puoi togliere, perché quello gli fai una pallata, lui se la protegge e fai salire la squadra e ha ancora qualche chance. Senza Petagna ci siamo abbassati troppo, giocavamo con questo 4-3-1 fondamentalmente,
con Juan Jesus che è stato inserito, comunque Juan Jesus anche benino per quegli interventi che ha potuto fare. Però lo capisco, metti il ragazzino che magari è più svelto, Cioffi, la voleva ribaltare nei tempi regolamentari, poi nei supplementari è stato impossibile, proprio veramente impossibile. Ciao Valerio, caro Valerio, secondo me la FIFA deve introdurre il tempo effettivo, così finiscono tutte le sceneggiate. Ora pensiamo positivo, ovvero settimane tipo fino a febbraio. Un abbraccio. Ma guarda che manca poco, mancano un paio di settimane, tutte queste settimane tipo, che poi ci sarà comunque a febbraio, abbiamo il doppio impegno col Barcellona. Speriamo bene, amico mio. Il tempo effettivo è sicuramente un tema, perché o i giocatori diventano più seri, o li punisci, li cominci a punire seriamente, ma non con le multine, li devi proprio squalificare, si devono imparare che la multina non cambia niente, sono ricchi, questo in generale, giocatori che aggrediscono verbalmente e fisicamente con minacce di morte, multina, non va bene, devono cambiare le regole proprio assai radicalmente. E ringrazio ancora Lino Bailo, bisogna ritrovare gli equilibri già esistenti, recuperiamo qualche calciatore e puntiamo tutto in primavera, non sulla primavera ma in primavera. Non si può giocare senza centrocampo nei supplementari, siamo d'accordo, amico mio. Alla fine Renato era un 4-3-1, cioè alla fine a centrocampo erano rimasti Di Lorenzo, Cioffi e Elmas. Di Lorenzo centrale, Elmas e Cioffi con Mertens così. È chiaro che in una transizione positiva, se riesci a portare il pallone, Cioffi ed Elmas devono supportare Mertens, che comunque si stava dannando l'anima per legare il gioco, ma più di questo è difficile. Allora Emiliano, sì, io di questo stavo parlando. Io ho sentito che ha avuto 10.000 euro di ammenda. A questo punto, se la sentenza è definitiva, vorrei sapere cosa è stato scritto nel referto, perché tutto poi dipende dal referto. Mi dicono che la prova TV non si può utilizzare i telefonini, ma non c'è nemmeno bisogno dei telefonini, perché è stato inquadrato per mezzo secondo, subito poi le telecamere hanno tolto da mezzo, ma è stato inquadrato, io l'ho visto in diretta l'aggressione. Quindi 1, il referto, devono refertare, non devono fare finta di niente. 2, la prova TV si può utilizzare e si dovrebbe utilizzare, se già hanno deciso non lo so, ma per me è una squalifica perché è proprio grave. E 3, se nessuno fa niente, ci deve essere una denuncia da parte del dirigente dell'Inter, perché altrimenti mi state comunicando che siete tutti amici e che non ve ne frega niente e vi proteggete tra di voi. Perché uno si indigna, di tifosi eccetera eccetera, ci indigniamo, ci sembra impossibile eccetera eccetera, ma se dal dirigente dell'Inter non parte una parola, poi devono farlo gli arbitri, poi deve farla la Lega eccetera eccetera, ma se il dirigente dell'Inter non dice una parola, torniamo al discorso dell'anno scorso, poi quest'anno si parla del buono, il brutto e il cattivo, che lo scopriremo a fine anno. Il discorso dell'anno scorso qual è? Che Quadrato riceve quel rigore, Conte non dice niente, Conte ha gridato per tutto il campionato, si è lamentato come un ossesso per tutto il campionato. In quell'occasione, quando l'Inter perde con la Juventus, meritata, non meritata, Conte si fa una risatina. Oramai il campionato l'avevano vinto, accomodatevi, vi servono i 3 punti, accomodatevi. Quindi, tra di voi, quest'anno devo vincere io, quest'anno fammi vincere a me, quest'anno voi siete scarsi, noi dobbiamo aprire un ciclo, abbiamo speso tanto, teniamo i debiti, cercate di capire. È chiaro? È chiaro, penso sia chiaro. Quindi deve partire dal dirigente dell'Inter, altrimenti siamo noi fessi ad aspettarci giustizia divina. Non c'è dubbio. Allora, diamo tempo a Tuanzebe, ha fatto mezzo allenamento, anche se credo che i difensori centrali della Premier, a meno che non siano top players, fanno fatica perché fanno poca tattica, avremo perso uguale. Facile che avremmo perso uguale, sicuramente sarebbe ingeneroso già bocciare Tuanzebe o parlare di un giocatore scarso, anche perché poi si fanno brutte figure. Legacy Rachmani l'anno scorso, che esordì con quel retropassaggio sanguinoso che ci fece subire gol,
e poi ci siamo ritrovati un buon difensore che va protetto. Tuanzebe potrebbe essere lo stesso, poi magari è solo un prestito, deve apparare solo i buchi e va bene così. Ringrazio Giorgio Mele, fatemelo recuperare. Uscirà Bonucci 10.000 una barzelletta, mio per 10 giornate più 200.000 sono sufficienti, ma non succederà mai, Mario, ma scherzi. Scusate la domanda, forse la domanda banale, ma Fabian e Lozano ci saranno col Bologna? Sì, non è banale, Antonio, perché alcune squalifiche si sono riportate in Supercoppa creando confusione. C'è differenza di regolamento tra la Coppa Italia e la Serie A, quindi non sono squalificati, ma saranno squalificati per il prossimo turno di Coppa Italia l'anno prossimo. Buonasera Fabio, lasciate like, iscrivetevi al canale anche quando segna fa danni Petagna. Il mio commento alla partita era meglio finire al 96esimo e non c'è dubbio, però io devo ringraziare un amico, non l'avevo visto, eccolo qua, Giorgio. 11° comandamento, non esultare in faccia allo Juventino, dal Vangelo secondo Leonardo, scandaloso. Ciao Ciro, peccato per il risultato, ma noi in nome non potevamo fare di più, senza dubbio. Bene il rientro di Lozano, Malquit e Fabian. Saluti da Zurigo, un abbraccio Ciro, anche Malquit. È sicuramente un ritorno importante. Alla fine lui entra nel gol di Petagna con quel cross. Possiamo ritrovarcelo utile per far riposare Di Lorenzo, ma ragazzi io ormai lo dico, ma è una barzelletta e ci sta pure perché non poteva uscire in questa partita Di Lorenzo, ma entra uno perché doveva sostituire Gulam che non ce la faceva più, e quando entra quell'altro ed esce Lobot che Di Lorenzo non può riposare. Di Lorenzo non può riposare, e un altro che non riposa mai è Frank Parziale. È Frank Parziale veramente sempre ultra generoso. Forza Napoli sempre e per sempre, oggi ancora di più. Forza Ciuchi, ti voglio bene fratellone, grazie Frank, ti voglio bene anche io, senza alcun dubbio. Qui si vedono i veri tifosi del Napoli, in queste disfatte, in queste figuracce si vedono i veri tifosi. Alcuni per reazione non vorranno guardare la reaction che trovate nei commenti fissata in alto, dovete guardarla, dovete lasciare il like, ma lo so che è così. Alcuni hanno questa reazione qua, altri invece si accaniscono di più perché vogliono sapere, vogliono scoprire eccetera eccetera, altri si disamorano, lo so, ogni tifoso è diverso e noi siamo ancora più tifosi perché essere tifosi del Napoli è questo, è soffrire, lo sappiamo da sempre. Do un bacetto ad Angela Torre. Buonasera Catello. Mario negativo vero, in extremis, quasi lo stavano andando a prendere anche lui. È un ritorno importante perché mi sembra evidente che Gulam ha dato tutto in queste 3 partite e più di questo non si può fare. Non si può fare, con tutto il bene e l'amore che abbiamo per Gulam. Si vede che sta in difficoltà, si vede. Questa squadra sembra aver bisogno di uno psicologo e di un mental coach. Impossibile avere questi cali mentali da squadra di Serie B. Filippo, spesso esce questo discorso in mezzo. Non lo so se un mental coach ti risolve le cose. Credo che Spalletti sia allenatore che psicologo di questa squadra. Il segnale di tenerci a questa partita, secondo me, lui l'ha dato con la formazione. Ce la giochiamo con i migliori possibili senza fare turnover. Poi può essere una scelta sbagliata, magari tu metti quelli là più freschi che hanno meno minuti, metti uno Zanoli, ti fa il partitone e magari la vinciamo con quelli là meno utilizzati, senno di poi. Però il segnale che ci tenesse l'ha dato. Contemporaneamente si può parlare anche di partita proprio sbagliata, cioè partita di avversario più forte, di Napoli che ci ha provato e non ci è riuscito, perché se a volte l'avversario è più forte, sta meglio sulle gambe, sta meglio messo in campo e tu ci provi e non trovi spazio e non trovi la giocata e non ti riesce niente, ma capita senza dubbio. In 9 non potevamo fare di più, ma ricordo che loro non erano 11 ma 10, giusto, i 10 che girano bene il pallone, oltretutto noi stanchi, loro non lo so quanto stanchi erano,
perché se non sbaglio una partita loro l'hanno saltata, quella prima del Torino. Non lo so, a me sembravano freschi loro, a me sembravano freschi loro. Valerio, ma i messicani hanno qualcosa da dire su Lozano? Ovviamente si scherza, perché penso che Ciuchi sia entrato anche bene prendendo anche il palo, purtroppo la sua ingenuità ha inciso. Sì, guarda, lui chiede scusa subito, si rende conto che alla fine finisce col piede dritto, con la gamba dritta sulla caviglia, e si rende conto subito di essere entrato, più che ingenuità, è entrato in ritardo. È stato ingenuo a continuare l'intervento, è entrato proprio in ritardo. Non credo che i messicani abbiano niente da dice. Sicuramente una buona parte di messicani lo vorrebbero fuori da Napoli, ma perché non seguono. Quindi loro si pensano che Lozano deve giocare anche da infortunato e anche da positivo. Quindi non seguendo, figurati. Benvenuto Pasquale De Stefano. Canduos, il fatto è che ormai ci stiamo abituando a certe prestazioni, è un film già visto, e che purtroppo è vero, ogni tanto si riscivola e si fa faccia al fronte, faccia in marciapiede. Allora, noi perdemmo contro lo Spezia che erano in 10, anche questo è vero, Vincenzo, senza dubbio. Di Lorenzo, se si ferma si incrocca, la Fiorentina viene da una brutta sconfitta ed erano arrabbiati, vero, e hanno proprio reagito. E hanno proprio reagito come ci aspettavamo. Io voglio solo 6 punti nelle prossime 2, come minimo, Alessio, come minimo. Sono 2 partite che il Napoli non può steccare assolutamente, perché sono quelle là contro cui le altre squadre vincono quasi sempre, quindi non ti puoi permettere, e voglio pensare che ci sia una reazione come l'ha avuta la Fiorentina, perché la Fiorentina brutta batosta col Torino e hanno reagito da squadra importante. Adesso il Napoli deve reagire da squadra importante, subitissimo. Allora, non mi dà fastidio la partita persa, che sui social non abbiano messo il posto della sconfitta e 0 conferenza stampa. Di nuovo silenzio fammi capire Napoli 1926, perché allora, grave i social, gravissimo, ti devi prendere la responsabilità e ti devi prendere le improperie dei tifosi, te le devi prendere, gravissimo. Conferenza stampa nemmeno dopo, questo è grave. Spiegatemi se ci sono dei protocolli che segue solo il Napoli, spiegatemi se questa Coppa Italia non vi interessava a voi società. Io poi me la prendo con i tifosi, ma me la devo prendere con la società, con l'ambiente, perché io poi non voglio sentire, è chiaro, testa al Bologna, è chiaro, ma non voglio sentire non è successo niente perché la Coppa Italia non conta. È successo, ragazzi, è successo e rimane. E noi che facciamo analisi ce le dobbiamo ricordare queste cose, anzi dobbiamo fare tesoro per non farlo succedere di nuovo. Non voglio sentire non è successo niente, il Napoli comunque in campionato, no, perché queste sono sconfitte che poi segnano e possono anche portarsi degli strascichi. Spero di no, spero di utilizzare la sconfitta come un propellente per giocare subito bene e far vedere di nuovo la nostra forza che sappiamo avere. Ma non fatemi sentire non è successo niente che ce ne fotte. Io sto male, io sto malissimo. Io ho dovuto postare una figuraccia, io ho dovuto registrare una figuraccia e i giocatori figuraccia hanno fatto. E poi con tutte le attenuanti del caso, figuraccia, la Fiorentina ci ha palleggiato in faccia, figuraccia. Sono stati superiori a noi, punto. Quindi no, è male. Sgaloppare come il Napoli. Grande. Il post della partita l'hanno messo semplicemente senza grafica, solo il risultato. Ok, bene per l'aggiornamento. Gli amici di Sgaloppare come il Napoli sono mitici e quindi voi tutti dovreste seguirli, perché io mi faccio un sacco di risate. Damiano, su Instagram hanno messo il post della sconfitta ma con la stessa grafica di sempre. Ok, chiaro. Quindi però mi dovete far sapere sul fatto della conferenza, cioè Spalletti io lo devo sentire, devo sapere. Tanti episodi potevano ribaltarlo, ovviamente sul 3-2 con un uomo in meno era finita. Non ho visto parte del secondo tempo. Che ha fatto Cioffi, ragazzi, ha fatto quello che ha potuto. C'è stata un'occasione dove
stavamo ripartendo in contropiede nel primo tempo supplementare e lui purtroppo si è perso un pochino il pallone dietro, e poi un'occasione dove eravamo 2 contro 1 quasi e Cioffi la dà a Petagna, non so se c'era la possibilità di andare solo lui. Cioffi la dà a Petagna un po' lunga, Petagna ovviamente non ha la corsa per raggiungerla, magari si può dire Petagna non ci è arrivata e la palla era buona. Prendermela con Cioffi non me la sento ovviamente, ma questo vi deve far riflettere. Si preferisce, Cioffi è entrato e va bene, decisivo non può essere, non è colpa sua, ma si preferisce far giocare Malquit, che è reduce da Covid senza allenamenti, piuttosto che Zanoli. Vuol dire che Spalletti non crede nei giovani? Vuol dire che i giovani non sono pronti, che quando poi ha l'occasione magari il pallone è un po' troppo lungo, un po' il pallone scotta, non hai quell'esperienza, perché poi Cioffi ingenuamente si è fatto fischiare dei falli quando eravamo in pressing, ma perché stai parlando con un giocatore di Serie A, Biraghi, che è nel giro della nazionale, contro un ragazzo che sta facendo le sue esperienze. È normale che ci sia un divario. Poi si può pensare qualsiasi cosa col senno di poi. Allora, un abbraccio a Polli. Buonasera a tutti gli amici bellini. A me brucia uscire anche in Coppa del Nonno e sono con te, Mario. Bisogna innanzitutto togliere il ciuccio come mascotte, anche perché non è verosimile della nascita del Napoli nel 1926. Luigi, lo amo Ciuccio, come l'hanno vinto il scudetto con Maradona? Stevo Ciuccio e chiama. Facciamo le persone serie, ma mettiamo il cavallino e risolviamo. Più che altro volimmo sta maglietta rossa del Toronto, che mi sembra esagerato. Stiamo in casa e giochiamo con la maglietta rossa, e stiamo in campionato e giochiamo con la maglietta rossa. Basta, siamo azzurri. Io devo sentire il quarto uomo che dice rossa, fallo laterale, rossa. Oh, azzurri, ciuccio, cavallo, che lo puoi tu, la maglietta azzurra. Se poi vogliamo parlare di simboli e di simbologie. Dove ha parlato Spalletti non lo so, aspettiamo altre all for one. Esatto, Catelle, capisci? Siamo diventati proprio il Toro, basta. Vorrei capire lo stop di Lozano che ha portato all'espulsione, proprio non riesco a decifrarlo. Lo stop, esatto, è quello che in inglese chiamano heavy touch. Non uno stop morbido, ma heavy, pesante, e quindi la palla ti scappa e cerchi di prenderla. Fa schifo la maglietta rossa, concordo con te. Maglietta rossa del Toronto, Vittorio. Basta, maglietta azzurra. Ma che cosa stiamo aspettando? Togliamo la paglia. Può capitare uscire dalla Coppa Italia, ma serve da lezione per il proseguo. Si è già parlato della scandalosa non squalifica a Bonucci? Sì, Lizard, ne ho parlato ampiamente, possiamo ribadirlo, è una roba scandalosa, ma insisto, perché se non l'hai sentito, deve farsi sentire il dirigente denunciando, perché se io vado per strada e aggredisco con le mani addosso e verbalmente una persona qualsiasi, io da cittadino qualsiasi vado in strada e faccio una cosa del genere, dico io ti ammazzo, riportato dichiarazioni sui giornali, non lo so, io posso essere denunciato e mi faccio qualche giorno di galera. Poi non lo so, galera, ammenda seria, non lo so giuridicamente come funziona, per aggressione verbale e fisica. In campo che facciamo? Siamo tutti lì free. E se quella cosa succedeva sul campo di gioco invece che fuori dal campo, non c'era da prendere provvedimenti? Questi sono i miei dubbi, che rimarranno tali se il dirigente dell'Inter non interviene con una denuncia, e vediamo cosa ne pensa anche al riguardo, ma dopo ovviamente qualsiasi altra considerazione, il nostro Guido Gentile. Buonasera amici bellini. Buonasera tifosi del Toronto. Bravo. Caramai. Buonasera presidente Biden. Valerio capirà. Sì. In un San Paolo freddo e deserto,
con una società assente prima, durante e temo anche dopo. Una squadra assente prima, durante e la mia paura è dopo, lunedì. Diciamo una delle più brutte figuracce dell'epoca De Laurentiis. Perdere 5-2 in casa nel calcio moderno è molto raro. 9, 7, 8 eccetera giocatori, resta comunque negli almanacchi che non contano mai evidentemente, ma io vorrei incominciare a capire cosa conta in questo calcio, soprattutto per i troppi colleghi, perché gli almanacchi no, e le coppette no, e questa partita no, e questo giocatore no. Un giorno ci dovremo mettere d'accordo che cosa, a parte il bilancio che comunque è stato registrato in rosso. Una brutta sconfitta, Valerio. Arbitraggio assente, VAR a intermittenza. Oggi dobbiamo ragionare con freddezza, senza malumore, e vedere quello che va e quello che non va. Oggi di quello che va non va nulla. Non va l'arbitraggio, era un arbitraggio che ci aveva fatto pesantemente venire il malumore in Napoli-Verona di quest'anno. Apro e chiudo una parentesi, state un po' ironici quando ci sono io e anche attenti quando ci sono io. C'è un amico Bellino che ha scritto un messaggio, io gli ho risposto con garbo ed educazione, quando io ho detto, manco a farla apposta, domenica, ha detto, questo Napoli che non mi ha convinto, se oggi avessimo incontrato il Verona non l'avremmo svangata, e subito mi hanno fatto notare, ma il Verona oggi ha perso. Io non intendevo il Verona che ha perso con la Salernitana, intendevo un Napoli che mi ha mostrato degli scricchiolii, non mi è sembrato a tenuta stagna in difesa contro una Sampdoria nulla, che l'ho chiamata da calcio degli anni '80, di quando veramente vedevi quelle partite, e io l'ho visto negli stadi, quando c'era solo lo stadio come opportunità per vedere una partita, perché poi c'era solo il secondo tempo di una partita scelta, e quindi o stadio o il calcio non lo conoscevi, e sono un uomo fortunato per questo. È vero, diciamo, la partita della Coppa Italia, c'erano giocatori, no, i giocatori erano gli stessi, perché siamo in emergenza, bastata una Fiorentina modesta, di un calcio, fammelo dire Valerio, che mi annoia sempre di più. Fortunatamente io ho il mio amato cinema, il mio amato amore, una delle donne più belle che penso una persona possa incontrare, ho dei begli amici, però che vi fate a fare tutti questi tatuaggi, questi selfie, questi addominali, se poi basta che una persona passa lì per caso per finire a terra con una continuazione. Cioè mi sembra un po' un controsenso, ma non della partita di oggi, di tutte queste partite. E sta diventando un calcio ridicolo, soprattutto in Italia, soprattutto oggi con abbiamo i televisori 8K, manco più 4K, 2K. Non è che tutti i contatti sono falli nel calcio, attenzione, come non è che tutti i contatti ti fanno male, com'è che non, anche se diventa veramente, scusate, difficile commentare, ma non dal VAR, perché il VAR lo doveva chiamare, è l'arbitro che non ha buttato fuori al 23esimo del primo tempo un giocatore della Fiorentina, e per l'ennesima volta, è già successo quest'anno più di una volta, dobbiamo ringraziare gli alieni, i Simpson, il Padre Eterno, i Maya o chi esiste nella vita, che Politano non si è fatto male, perché sono falli totalmente diversi. L'espulsione su Lozano c'è, sì, stupido lui, sì, entra troppo superficiale in partita, ma non gli fa terminare la stagione. Veramente lì rischi di rompergli tibia e perone a Politano, è terminata la stagione. Cioè, lì non c'è VAR, non c'è, come dice quello lì, non c'è bisogno di avere le insigne, non c'è bisogno di VAR per quell'espulsione, ed è un'espulsione al 23esimo, poi la perdi lo stesso, perché le cose che dobbiamo dire è che il Napoli ha giocato molto male, ha giocato molto male soprattutto sulla superiorità numerica. Noi abbiamo avuto poche volte l'impressione che eravamo 11 contro 12, molto spesso sembravamo che eravamo 11 contro 11, invece eravamo 11 contro 10. Questo significa che le cose non vanno. Io non voglio sentire, perché voi siete troppo bravi, amiche belline, siete troppo bravi, amici bellini, non conta una coppetta, testa a campionato. Questa è la quinta sconfitta su 15 partite in casa. Un terzo. Una squadra che vuole ambire a qualcosa di importante, apre una parentesi, ma qualcuno mi sa spiegare a me in italiano, che sono evidentemente ignorante, questo termine che viene sempre messo, qualcosa, che cosa significa poi?
perché mi sembra sempre il Pierino domani studio. Stiamo facendo qualcosa di importante, aspiriamo a qualcosa di importante. Che cos'è questo qualcosa di importante? Spiegatemelo. Per me è un percorso che significa non lasciare nulla, lasciare il meno possibile, perché allora te lo dico io, Valerio, che cos'è qualcosa di importante. Non è lo scudetto, perché lo scudetto si costruisce per tutte le squadre tranne che non si chiamano Juventus, non perché io sia fissato, perché anche l'Inter lo sta costruendo negli anni e lo costruirà negli anni futuri il Milan. Allora, se in 10 anni tu dici ho vinto 3 Coppe Italia e ho perso 2 finali, ho vinto una Supercoppa, ne ho perse 2 di finali, ho fatto 2 quarti di finale di Champions League, una semifinale di Europa League, guarda, capace che dopo 11 anni tu lo porti a casa uno scudetto, perché è una squadra che si sta abituando non solo a lottare per il vertice, a reggere la tensione per quelle partite che realmente contano, non le frasi fatte, dove realmente c'è qualcosa in palio, non stiamo facendo qualcosa di importante, che è altra terminologia che sentiamo spesso, no, nelle cose. Ecco, noi se negli ultimi 5 anni abbiamo fatto 0 finali, 0 semifinali, di 0 quarti di finali di Champions League, 0 e non vi aspettate di vincere lo scudetto, perché io ve lo posso dire, non che quest'anno, non che l'anno prossimo, manco fra 2 anni il Napoli vince lo scudetto. E non perché poi devo leggermi sui commenti da Valerio, ma mamma mia, quando entra quello lì ci cadono le sbarre, perché gli scudetti si costruiscono, le squadre si costruiscono e si costruiscono con la mentalità, con l'ambiente, con i dirigenti, con il rispetto degli arbitri, con i colleghi che fanno domande intelligenti, che spostano l'asticella sia per le risposte, ma proprio per la mentalità dei giocatori. Allora, una società che non ha fatto la conferenza stampa già ti dà il messaggio che non te ne frega niente di questa Coppa Italia. Così non devi neanche poi dover giustificare prima, durante e dopo un'eventuale sconfitta. Una società che ti mette un ragazzo esponendolo a problemi come cioffi su una partita decisiva, non stai vincendo 3-0, allora ti puoi togliere il lusso di mettere un ragazzino. Sono tanti particolari, sono quei famosi puntini che noi dobbiamo unire e che ci danno sempre una faccia brutta, non una faccia bella. Quindi ci sono molti campanelli d'allarme. Io mi aspetto una sconfitta col Bologna, Valerio, per tante ragioni. Io non temo, non auspico, non tifo per la sconfitta, perché non è lo sport, chiedete a campionesse tipo la Pellegrini che lo dice, non è che tu accendi e spegni l'interruttore, non funziona così, questo è quello che raccontano. Quindi calma e gesso, perché i segnali del campionato sono tutti negativi. Non parliamo del caso Bonucci perché è imbarazzante. Che cosa dobbiamo dire alle giovani generazioni? Vice capitano della nazionale, un capitano che dice una parolaccia e ti dice io ti ammazzo, e non viene squalificato per 10 giornali perché deve essere una squalifica simbolo, visto che non è un giocatore qualunque, è un giocatore importante. È un allenatore che ti fa bravo Daniele e viene multato per la stessa cifra e 2 giornate di squalifica. Io mi sento un po' spaventato come giornalista e come analista, molto spaventato una cosa del genere, perché ho difficoltà non a giustificarla, a raccontarla alle giovani generazioni. Allora io che mi ero sentito un po' dopo in imbarazzo per quella, forse sparato, ho detto mamma mia, forse ho esagerato quando ho detto vergognatevi a quelli che hanno ululato nei confronti di Keane, però proprio dopo pochi giorni noi abbiamo questo dal calcio italiano. Allora cosa stiamo, perché è un messaggio proprio da un punto di vista educativo, da un punto di vista sportivo, da un punto di vista etico e anche dal punto di vista della trasparenza del campionato disarmante. E tu dopo oggi oggi l'arbitraggio è stato pessimo, Valerio, ma non è per l'espulsione, pessimo perché è un arbitro che, me lo ricordo benissimo, Napoli-Verona ha concesso la macelleria e poi te la cavi agli ultimi secondi con la doppia ammonizione. Oggi hai concesso un primo tempo molto strano, ma questo non preserva la squadra da aver giocato male, soprattutto in 11 contro 10, con 2 metri di giudizio totalmente opposti. Perché poi nel secondo tempo bastava che soffiavi nell'orecchio la ammonizione e ci siamo beccati una doppia ammonizione di seconda giustissima di Fabian Ruiz, dove tra l'altro puoi anche dare il vantaggio, ma a questo punto cioè non è una questione di, vedete, io l'ho sempre fatta di trasparenza di Napoli e non Napoli, è una questione che
tu non puoi mandare a un ottavo di finale da Serie A con due squadre alla pari, no? Quinta e sesta, quarta e sesta, un arbitro così inadeguato. Se questo è il meglio che a noi abbiamo da offrire, però questa stagione è tutta così, tranne quel famoso Orsato che vedi quanto avevo ragione io quando ti dissi vedilo invece come effetto positivo, che lui ha mostrato personalità, ma c'era Infantino, allora mo sono 21 giornate di campionato, una di Coppa Italia, e noi su 21 e una di Coppa Italia ti posso dire che 2 volte siamo usciti soddisfatti, una volta dice che bello arbitraggio Orsato, però sono sugli altre 18 no, e sono tante. Ma no, perché io adesso voglio sentire se il VAR è intervenuto su quel episodio, non fra 20 anni. Dice no, resta il giallo, oppure non l'hanno visto, o lui non l'ha voluto ascoltare, perché c'è una divergenza di trattamento, no? Cioè lì sei andato a vederlo e ti ha corretto un errore, perché è chiaro, evidente errore, lì sei stato chiamato, se non sei stato chiamato non sappiamo nulla, viviamo nell'ignoranza. Ma questo, diciamo, è uno di quei famosi 3 elementi che ci potranno non portare alla Champions League: lottare corpo a corpo, arbitraggi equi e società, e io temo che tutti e 3 stanno venendo meno. La partita di oggi è una partita che vale una qualificazione, anche quest'anno non alzeremo titoli, che non si... Comunque la Supercoppa ti dà, ieri l'Inter ha guadagnato 1,8 milioni di euro, la Juve 1,2 milioni. Non vengono mai dette queste cose, però sappiate che poi ci sono dei premi anche in denaro, ho detto. Anche chi arriva, sì, e comunque tu ti paghi lo stipendio di un giocatore per il Napoli, 1,8 milioni, sputalo via per una partita singola. Insomma, ho tante considerazioni da fare, però Valerio, 5 sconfitte su 15 in casa nella stagione tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Spalletti ha già fatto peggio di Gattuso, che era arrivato in semifinale, era arrivato prima in Europa League. Gli tocca arrivare quarto e non quinto, altrimenti con la migliore rosa, che è la solfa che ci sentiamo dall'inizio della stagione, dell'era De Laurentiis, non capitava, mi sembra, da 8 anni che non venissimo buttati fuori al primo turno. Non perdevamo da 36 anni con la Fiorentina in Coppa Italia, e non perdevamo 2-5 dalla Borussia con Maradona 2-5. Statistica sottolineata anche da CBS, che non uscivamo così presto dalla Coppa Italia da tempo in memoria. Non si dice, in 9 sì, in 9 la puoi perdere anche 2-3. Ci sono quei pochissimi bambini che oggi sono andati e sono i miei eroi, e bambine, ho visto però inquadrati i bambini, quindi, ma ci saranno stati anche bambine che oggi sono andati per la prima, seconda volta al San Paolo, gli avete regalato questo bellissimo ricordo che ti segna per tutta una vita. Ho detto, perché poi la prima partita è come tante prime volte, e sarebbe bello che fosse appunto un ricordo quantomeno gioioso, e un 2-5 resta negli almanacchi. Adesso, come testa al campionato, ma quante volte noi abbiamo sentito dopo le sconfitte testa al campionato, adesso testa, io voglio vedere testa al campionato, poi, perché sono solo 5 i punti di distacco con una squadra che non interessa che sul campo è più forte o meno forte, ma di testa, di storia e esercizio del potere. Non c'ha ragione io, poi il caso Bonucci è vergognoso, soprattutto perché è avvenuto in Mondovisione. Valerio, l'applauso di Spalletti è un applauso ripreso dalle telecamere, diciamo, di servizio, quando ormai liberi tutti, sì. No? Non c'è, non che, tra l'altro, si è preso 2 giornate, si è preso la multa, quindi non è che puoi dire. Diciamo che era ironico, ironico. Quello di Bonucci, e vi posso assicurare che si è sentita, cioè la parolaccia, le cose si sono sentite, tant'è vero che sono state riportate. Il suo continuo atteggiamento minaccioso, e poi lui la spinge, è avvenuto in Mondovisione con la partita che ha registrato il record di 159 paesi. Allora, questa è la nostra Lega, questo è il nostro giudice sportivo, che l'ex giudice sportivo ci ha tenuto a dire che quando diede 4 giornate ai Guin, giornate anticipate e decisioni della Gazzetta, che aveva già scritto 3 giorni prima che quello che sarebbe stato
la decisione di Tosel, hanno aperto siti per minacciarmi, ma sai che me ne frega che hanno aperto siti? Ci sarà l'autorità giudiziaria, polizia postale, che se sono vero o meno, nel senso, non è certo, cioè un professionista che ha un ruolo così centrale come il giudice sportivo in un campionato che dovrebbe essere importante, la sua preoccupazione è che hanno aperto siti. La tua preoccupazione è che tu devi essere equo e dare un servizio onesto e trasparente e attendibile e autorevole, non che mi hanno aperto un sito dove parlano male di me. E già questo ti fa capire la gravità della situazione. Allora, la gravità di una situazione è che noi in Mondovisione abbiamo fatto vedere che applaudire e dire bravo Daniele è un fatto gravissimo e violento, e dire a una persona io ti ammazzo dopo aver detto una parolaccia e mettergli le mani addosso è una cosa bellissima. Prova a farlo tu. Chiaramente, ragazzi, ironico, perché sapete quanto io sono un figlio dell'Eisel, ve lo ricordo sempre, quindi la violenza non potrà mai essere presente nella mia vita, nella vita della mia famiglia, perché io ricorderò sempre le parole di mia madre, che eravamo tutti molto più giovani nell'85, disse: figlio mio, mi hai fatto perdere 20 anni della mia vita, perché non sapeva se suo figlio era vivo o morto in quella là. Quindi ci tengo, era ironico, ho detto assolutamente contrario alla violenza, però un messaggio sbagliato. Vediamo cosa si fa domenica, vediamo che recuperiamo. Oggi Ospina c'è un risentimento al polpaccio. Non voglio manco la sostituzione. La prestazione, perché non voglio inferire sul Meret, perché su 2 gol secondo me lui ha delle colpe tecniche, sull'ultimo si può fare di tu. Questo ragazzo non esce dalla porta, dobbiamo dirlo. Ospina infatti si prende spesso calci, pugni eccetera, non esce. L'ultimo gol è un gol semplice, altri insomma si è visto arrivare nell'area piccola, però sull'ultimo è abbastanza mortificante. Lì se l'avesse preso Ospina quel gol, che rimane fermo nell'area piccola, si fa prendere la palla sotto le gambe, l'avrebbero crocifisso in sala mensa come Fantozzi nei film di Luciano Salce con Paolo Villaggio. A voi le domande, i primi 2 che sono dei capolavori. Allora, aspettiamo. Sì. Aspettiamo domande per Guido. Nel frattempo rispondo ad Angela che ci chiede: secondo voi Osimhen tornerà anche solo in panchina contro il Bologna? Io vado per logica, Angela, non sapendo di preciso di cosa si tratta. Io credo che se fosse già pronto magari avrebbe provato a rimanere in nazionale. Quindi io credo che ne debba avere ancora per un paio di giornate senza averlo a disposizione. Non so se Guido ha sensazioni diverse, ovviamente senza avere referti. Questi sono i danni che fa la stampa, i siti, e io mi aspettavo questa domanda, perché ricordiamoci, dopo l'infortunio manco di conoscere poche ore già si diceva ma fra 2 domeniche è pronto. Voi non sapete, ma la notte stessa ho un mio amico che è radiologo, che per sua fortuna non si interessa da 0 anni, da quando è nato, nulla di calcio. Lì ci sentimmo, ci consultammo, lui da persona seria disse: io non mi posso esprimere perché non sto vedendo l'attacco, però disse: guarda, nella migliore ipotesi, vide solo immagini in TV e ribadiva: non posso dirti nulla se non vedo l'attacco, perché poi però ha detto: nella migliore ipotesi, se non si è fatto nulla, proprio nulla, una botta, un mese te lo devi scordare. Il resto devo vedere l'attacco. Quando poi uscirono i referti, ci siamo consultati, ho detto: calmi. E a prescindere dalla guarigione, nel senso della calcificazione, delle viti, eccetera. Poi il ragazzo che sta fermo da 2 mesi, quindi non hai il ritmo partita, e ci sono, come diciamo, degli aspetti psicologici. Io all'inizio vi dissi: non mi innamorate di questo ritorno, cioè consideriamo questi 3 mesi come una data prudente e attendibile, e poi bisogna vedere uno come torna dopo 3 mesi. Avevo ragione, ma è sempre che l'animo di Guido è l'animo della prudenza e non del Gattuso out, che non vuole prendere in giro. Valerio dice una cosa giusta, per quanto ci tengono loro, perché come ci tiene un calciatore professionista, e loro ci tengono particolarmente alla Coppa della loro nazionale, per i loro tifosi, per le loro compagnie, per addirittura ammettere, perché lui è stato convocato, ha detto no. Ma anche se torna in panchina,
e se poi devi mettere un uomo in meno in campo perché non ce la fa, non ce la fa, nel senso che non ti dà plus valore qualitativo in campo. Io diciamo attendiamo, è stata una stagione sfortunata per lui, speriamo in primavera dove possa fare faville, quindi prudenza e pazienza, anche perché non è stata colpa sua, cioè, più che altro dovrà imparare a disciplinarsi. Uno di quegli elementi che proprio io vi dissi, ho detto Osimhen, quali sono le cose dove dovrà migliorare? Una di quelle caratterialmente sia fuori che dentro il campo, perché certe cose falle dire, scrivere dagli imbecilli. Cioè, ieri hanno esposto uno striscione, Valerio, Agnelli muori, non i tifosi dell'Inter, i tifosi della Juve, ma che calcio stiamo costruendo? Sì, sì. Ma che calcio stiamo costruendo? C'è questa umoralità assoluta all'interno degli stessi. No, noi abbiamo avuto il caso più eclatante Insigne, no? Che è un giocatore tormentato proprio per il rapporto tormentato con i tifosi, anche se adesso parte della stampa lo sta santificando. Io sapete, non ho mai avuto nulla né da un punto di vista umano né sportivo con il ragazzo, però il rapporto è stato tormentato. Ma questo odio nei confronti dei tuoi colori, ma come si può iscrivere di una persona muori? È assurdo anche parlarne, sarebbe assurdo anche parlarne, ma che è così. C'è Fabio che ti chiede: Koulibaly ha minacciato di lasciare la Coppa d'Africa, speriamo, per disguidi con l'allenatore, se dovesse farlo rischia una sanzione? Sì, pagherà la sua sanzione, la multa, viene squalificato, che non viene convocato più ma non c'entra niente col campionato italiano. Non confondiamo, come la Coppa Italia, le squalifiche della Coppa Italia si scontano in Coppa Italia, quella della Supercoppa, ecco perché Bonucci non è stato squalificato, si scontano nella partita immediatamente successiva, quindi il campionato. Ah, bravissimo, passaggio fondamentale, perché io ho risposto a inizio live che l'espulsione di Fabian e l'espulsione di Lozano non riguardano il campionato, perché così mi ha detto CBS, il telecronista CBS, non si portano in campionato, mentre quella delle Supercoppa, come è successo anche per le squalifiche prese in campionato che non hanno potuto giocare in Supercoppa, si riporta in campionato e quindi avrebbe avuto un peso diverso. Guido, probabilmente Sniper Warfare non ti ha seguito all'inizio. In due parole. Leggi, ma leggi la domanda. Buonasera, signor Guido. Io per stasera non ne farei un dramma per la sconfitta. Per me la Coppa Italia è inutile. Come facciamo? Allora, io ti tengo tantissimo a cambiare il discorso è inutile o non è inutile. Allora, innanzitutto è una domanda posta con educazione e quindi ogni opinione, se educata, non è né giusta né sbagliata, è la propria, quindi io rispondo con grande tranquillità e serenità. È la sua opinione, va benissimo, è importante che rimanga coerente, nel senso che poi dovesse succedere Napoli di Verona, ti tolgo il diritto di fare una domanda a Valerio, sappilo. Perché la sconfitta non è propedeutica poi a fare un campionato incredibile di grande allora, prima cosa da dirti, voglio essere breve. Può darsi che adesso facciamo un filotto di 5 vittorie consecutive, benissimo, io sono contentissimo, ci danno un po' di ossigeno con le squadre che inseguono, però 5 sconfitte su 15 in casa sono tante. Allora nella Europa League non contava, ma con l'Atalanta però ho detto ma mancavano delle persone, però il Napoli-Spezia, Napoli-Empoli, forse perché io vedo il calcio in maniera, ripeto sempre, generale e organica, non solo le 38, ma le 38 legate all'anno scorso, a quello che avverrà, eccetera. Tutto è importante. È ovvio che l'ultima partita di campionato, dove puoi andare in Champions, non andare in Champions, sembra facile, che dici se vinciamo col Verona andiamo noi in Champions. E sempre non si valuta tutto quello che è successo prima, non solo nelle 38 partite in Coppa Italia. Io lo valuto tutto quello che è successo prima, perché tutte le rimesse laterali indietro, ieri l'Inter ha vinto meritatamente, perché invece di accontentarsi, invece di buttare la palla a terra, ha continuato a giocare, a far ripartire l'azione, non solo non ha concesso sportivamente, tra l'altro, alla Juve di poter sostituire un giocatore e far entrare Bonucci, ma non gli ha permesso, perché erano bravi, veloci, addirittura agli ultimi minuti giocando di prima, di non riuscire a farsi fallo. Però questa il famoso fallo tattico che cercavano di fare.
Questa mentalità gli ha portato il gol. Allora state sicuri che se loro facevano la Di Lorenzo col Sassuolo, che tu la palla la butti indietro, allora oggi di nuovo noi abbiamo avuto delle azioni dove arrivati sulla tre quarti la prima cosa di Di Lorenzo, Dem eccetera, è il passaggio all'indietro. Non lo rischi, cioè l'unica persona che rischia e poi lo crocifiggono il passaggio filtrante dalle tre quarti è Mertens, che però se rischia quel passaggio non sta lui a prenderselo. Abbiamo questo problema che noi a volte riempiamo poco l'area. Allora, che vi ha detto ad esempio Guido Gentile l'altra volta, quando gli è stato chiesto come facciamo a migliorare? Allora, per esempio, c'è stato un tiro di Elmas, il passaggio è stato dato, mi sembra Elmas, scusa, in ritardo. Quel passaggio in ritardo è sbagliato, ha fatto sì che lui fosse molto defilato nel primo tempo, tu l'avrai segnato negli appunti, parata del portiere facile. Perché sul primo lì palo, sul primo palo puoi far gol solo se il portiere è molto lento nel, diciamo, prendere la terra, no? Cadi a terra, cioè si butta a terra con lentezza e gli passa sotto un braccio, altrimenti non farai mai gol, anche se ti addormenti, cioè basta fisicamente coprire col tuo palo. Però Vlahovic e il gol che abbiamo preso, come li abbiamo presi, sia il primo su punizione, perché c'era tutto lo specchio della porta del Napoli, è proprio quello che io avevo detto nell'ultima diretta. E quello allora, fa anche un XG più alto quando hai tutto lo specchio della porta, perché si può fare. In realtà sono stato lungo, quindi tutto io valuto, il fallo laterale, il tiro, il rigore, non rigore al lombare, tutti questi elementi, partita dopo partita, è tutto importante per me, invece è tutto il contrario di quello che ha detto questo amico bellino Valerio, che non è importante, invece per me è tutto importante e tutto può aiutare, se fatto bene, in vincere qualcosa, se fatto male nel rimanere in questo limbo dove stiamo facendo cose importanti che io ancora non ho capito. Allora, a questa rispondo io. Che cosa cambia uscire tra gli ottavi e uscire in semifinale? Alla fine hai perso lo stesso, tanto vale non illudersi. Giacomo, non più tardi di 2 anni fa l'abbiamo vinta. Quindi non è detto che devi uscire per forza in semifinale o agli ottavi. Se il Napoli affronta bene le partite, e l'abbiamo dimostrato anche quest'anno con questo organico, con le seconde linee, con i titolari, con questo allenatore, il Napoli è capace di vincere, però deve giocare bene, deve avere la voglia di farlo, deve essere mentalizzato a farlo, non bisogna fare errori e bisogna inquadrare questa diavolo di porta. Quindi non è detto che noi avevamo la possibilità di uscire adesso o dopo. A parte eviti una brutta figura, perché è meglio arrivare in semifinale che non uscire male, perché negli almanacchi questo è. Io non credo che a Spalletti possa far piacere essere uscito così presto da una competizione che lui avrebbe voluto vincere, tra l'altro. No, Valerio, voglio chiarire un concetto, sì, perché poi succederà, e io devo fare il tifoso, ma rispondo a quello che ha detto il calcio opinabile per la mia battuta sul Napoli-Verona. Qua non era una questione di opinabile, è questione di, ripeto sempre, di togliersi la maglia del tifoso, mettere nel cassetto e fare la persona seria. Questa è una sconfitta che fa male, ricordatevi la Roma, come le sconfitte con molti gol tolgono certezze. Vai a Bologna, vinci 4-0, tra l'altro la Fiorentina aveva presi 4 dal Torino, che non è una squadra che segna molto, non è una squadra spettacolare, quindi lo stato di salute di questa squadra non era ottimale, però dice se stanno bene, quindi sempre questi alibi, perché poi dobbiamo trovare una coerenza. Ma hanno avuto le reazioni con noi, la Roma ne aveva presi col Bodo, sì. Sembra lui. E allora amici bellini, e non impariamo mai, questo è. Però l'Inter non aveva mai vinto con una squadra diciamo di testa, aveva fatto pareggi e l'ha sconfitto con la Lazio, aveva pareggiato con la Juve, aveva pareggiato con l'Atalanta in casa, tra l'altro tutte e due, aveva perso con la Lazio e con noi ha vinto. Detto, e quindi dov'è la coerenza nei ragionamenti? E quindi questa sconfitta lascerà delle crepe difensive. Bisognerà con pazienza rilavorare, non c'è tempo perché si gioca subito, non c'è tempo perché tra l'altro noi abbiamo un turno di Europa League proprio perché non contava e ci siamo inguaiati a non essere i primi. In mezzo a Cagliari, Inter e Lazio, il Barcellona, che non è il Barcellona di inizio anno ed è comunque sempre il Barcellona. Allora, per risponderti, perché tu poi non è che la vinci di colpo la finale di qualcosa, non è che la vinci di colpo, ci devi arrivare, esatto.
Tanto è vero che se voi andate a vedere le statistiche del Napoli, che tutto sommato sono abbastanza buone rispetto a altre squadre, quella è 50, cioè in Supercoppa che abbiamo fatto 2 vittorie e 2 sconfitte, in Coppa Italia mi sembra 6-4, 6-5. Quindi vedete, alla fine sui grandi numeri, se tu fai 10 finali devi essere bravo, ne vinci 6, devi essere bravissimo, ne vinci 7, ma non le vinci 10 su 10, manco il Real Madrid. Poi se la Juve ne perdi 7 su 8 in Champions League, perché quella dell'Esel io c'ero e a tavolino. Però Allora, battute a parte, non è vero che non conta, perché conta l'attitudine a giocare, perché poi tu vai a Bergamo, essere arrivati in semifinale, come ha scritto questa persona, significa che automaticamente tu sei passato ai quarti di finale a Bergamo ed è un'altra tappa di crescita. che spaventa poi anche l'avversario in campionato. Esattamente. È proprio la palissiana. Allora, President Evil ti chiede: Paoletti svela, De Laurentiis lascia il Napoli nel 2024, il nuovo presidente lo porta Ferlaino. Guido, dimmi che è vero. No, infatti Paolo Paletti è uscito totalmente dai giri del giornalismo, poi ve l'ho già detto, ci deve essere un venditore e un compratore. E in questo momento il Napoli, diciamo, è meno appetibile rispetto non solo delle curve massime che ha avuto, perché poi potresti anche non essere così appetibile nonostante sei secondi, cioè, è una situazione. Noi abbiamo l'anno prossimo, Valerio, una situazione molto delicata, perché se non crolla il Bari andrà in Serie B, e io lo auguro a tutte le amiche e gli amici ballesi, rita in testa. Noi abbiamo un sacco di giocatori, diciamo, che molto probabilmente non rinnoveranno, quindi significa cambiare 7 giocatori della squadra. Non è che muore il mondo, Giuntoli sarà bravo, però significa comunque dover inserire delle persone nuove, significa l'anno prossimo fare un campionato, diciamo, di ricostruzione intermedio, quindi ricordatevi scudetto, la migliore rosa, no? Cambi 7 di. Il punto è che se il Bari va in Serie B, siccome non esiste il Napoli nell'universo, esistono musicisti, dentisti, spazzini, insegnanti, pensionati e squadre di tutte le nazioni del mondo, quindi esiste anche una città e una squadra che si chiama Bari. Giustamente la squadra e la città Bari pretenderanno una campagna acquisti forte, quantomeno che gli conservi la Serie B o che li faccia sognare. E poi che facciamo? Che io poi critico una società che dice no, tu non mi fai una campagna perché non mi puoi andare, a parte che dovrà venderlo lo stesso a prescindere se non stanno dalla stessa serie. Questo elemento non ne sta parlando nessuno, cioè il Bari è primo in classifica, ha fatto la squadra per andare direttamente in B senza nei playoff, e l'anno prossimo che fai? Allora quale delle due società? Perché che fai? Cioè, io devo fare una super campagna acquisti per andare in A. Certo. Quindi, e io già mi aspettavo, no, ma lo stiamo vendendo. Io ho detto calma e gesto, la verità è che aspettatevi di guardare molte volte Inzaghi a alzare i trofei, si tratterà di capire poi se sarà il Milan a spezzare il nuovo ciclo dell'Inter o la Juve congiunto di come DS, o Marotta che è tornato, si è tolto lo sfizio di aprire un ciclo, fare qualche cosa di vincente. Però la nostra situazione, cioè noi l'anno prossimo perdiamo Ghulam, Mertens, uno tra Ospina e Meret, è sicuro, se non tutte e due. Non è un'ipotesi da scongiurare tutte e due. Non posso dirti sì, che non è Ospina chiaro. non rinnova e Meret dice però qua Arriva un'offerta. No, non mi è scattata, comunque non mi sento il titolare. No. Malquit. Insigne, Malquit e Mertens. Anguissa lo devi rinnovare, cioè lo devi acquistare, comprare, scusa. Juan Jesus lo stesso, perché è secco, anche il nuovo arrivo, quindi comunque se Juan Jesus non devi pagare il cartellino, però devi fare un contratto, diciamo, di 2 anni. Anguissa devi comprarlo, quindi non è che, perché altrimenti sono 7 giocatori che devi, perché tu non avrai 2 terzini, non il terzino sinistro, non avrai né il terzino destro né il terzino sinistro, avrai solo Mario Rui e Marquis, non avrai 2 centrali, perché avrai
Sì, no, dico, avrai Di Lorenzo e Mario Rui. E Basta, Mario Rui. avrai due centrali, Koulibaly e Rachmani, perché gli altri due sono in prestito, e avrai o uno o zero portieri. Pensate un po'. A centrocampo, diciamo che conservi tutti e rinnovi, cioè acquisti con riscatto Anguissa. In attacco devi sostituire Insigne e Mertens. Diciamo, Insigne te lo tieni in casa, ma Mertens lo devi sostituire. Senza alcun dubbio. Io poi ho questa idea che torna Younes e Spalletti gli dà una chance, perché ha dato una chance a tutti, e quindi Insigne verrà sostituito così. Questa è l'idea. Proprio perché comunque c'è tutta una difesa da rifondare. Esatto, cioè non ci saranno i soldi effettivi per spendere anche in attacco, sarà complicatissimo. Allora ragazzi, io nel frattempo vi dico che tra un pochino, tra un quarto d'ora, 20 minuti, dovrò staccare perché ho il che fare e bisogna anche andare a lavorare. Noi questa mezz'oretta di collera ce la facciamo insieme, veloce. Marco Danna ti dice: che ne pensate di introdurre una nuova regola? Le prime 3 del campionato vanno direttamente in Champions League, la quarta squadra che va è la vincitrice della Coppa Italia, così indirettamente porterebbe soldi e più spettacolo. Ma non dipende solo dipende dalla federazione. Il fatto che questa di quante squadre, perché vanno quelle squadre, è deciso dalla UEFA. Tant'è vero che noi siamo dal ranking, noi siamo a rischio fra un anno o due di perdere una delle 4 squadre da un punto di vista mio sarebbe abbastanza anche logico, in modo tale da nobilitare la Coppa Italia con una formula anche più giusta e più equa. Questa formula effettivamente sbilanciata, però io dico a tutti i colleghi che la definiscono coppetta, però quella formula è uguale per tutti, non è che è una formula solo per il Napoli e invece Juve, Inter, Milan partono dai 64esimi di finale. Cioè le prime 8 nel campionato saltano i primi turni e viene sorteggiato un ranking, tanto è vero che noi eravamo sopra la Fiorentina, perciò abbiamo giocato in casa, per sorteggio è sotto l'Atalanta e la Juve è prima di questo ranking, che significa che il quarto di finale lo farà in casa sua. La semifinale è andata e ritorno e chi sopra in questo ranking di sorteggio in realtà gioca la seconda in casa. Però avrebbe un senso riformarla bene, ma non c'è interesse, anche perché è più legata a una questione, dovete sapere, di sponsor. I sponsor giustamente amano questa formula perché hanno ottavi e quarti di finale, tranne la sorpresa. Quest'anno tra l'altro ottavi molto scadenti, dobbiamo dire, però poi quarti di finale e semifinali doppie con alla fine, se voi vedrete, delle prime 8 arriveranno tutte quelle tutte le prime 8, cioè 4 saranno 4, non arrivano mai sorprese in semifinale, e anche i quarti di finale, domani ci potrà essere una sorpresa, ma nei quarti di finale su 8 squadre 7 saranno le big, e quindi di nuovo è la televisione che governa. Il calcolo fatto da questo suggerimento è bello, onesto e avrebbe anche un valore sportivo, ma temo che non interessi a nessuno, cioè non interessa a chi paga questo. Esatto. Il Barcellona è uscito contro il Real perdendo 3-2. Vabbè, ha perso, diciamo, la Supercoppa di Spagna, perdendo 3-2 supplementari, ma pure loro saranno avvelenati e vorranno vincere l'Europa League. Ma non c'è dubbio, Simone, che il Barcellona diventa il primo obiettivo, vincere l'Europa League, visto che stanno così indietro in campionato. Ma non si tratta il termine di avvelenati, si tratta che sono società abituate a vincere. E infatti era arrabbiatissimo, sai, per l'eliminazione. Non è che è una coppetta. Tra l'altro l'Europa League è un trofeo importantissimo, è meno ricco per i soldi della Champions League. Questa è stata la sperequazione sbagliata. Però non è che uno vale 100 e l'altro vale 1. Uno vale 100 e l'altro vale 99. È che uno ti dà molti più soldi come premi e l'altro di meno, anche come premi sportivi, cioè la vittoria. E il ranking è uguale, nel senso che i soldi che tu prendi per ogni vittoria sono 3 milioni per la Champions League e meno per l'Europa League, però il ranking sono 2000 punti e 1000 punti per il pareggio, Europa League e Champions League. Quindi questa è stata la narrativa, però non è che è una coppetta, tant'è vero che troveremo degli ottavi, dei quarti di finale in Champions League come negli ultimi anni, di altissimo livello. Negli ultimi anni le finali sono state tutte di squadre di alto livello.
quindi non è che poi va Guido contro il Real Madrid in finale, comunque va in Manchester. Infatti chi l'ha vinto poi il Siviglia, l'Atletico, il Manchester United, l'anno scorso il Villarreal, che però si è fatto in questi anni precedenti 2 semifinali, quindi la semifinale non conta nulla. Conta, e come altrimenti non ci arrivi a meno di esploa. Caro Guido, come mai il Napoli di Gattuso produceva molte più palle gol rispetto a questo Napoli nonostante un buon pressing offensivo di ora, e da cosa dipende la carenza dei gol degli esterni? Guido, qua possiamo integrare con questa storia, perché tu ci hai parlato tutto l'anno di percentuale realizzativa e più o meno stiamo lì. È una bella domanda, è vero, perché noi stiamo tirando di meno, stiamo avendo lo stesso possesso palla, anzi un punto di percentuale in meno, però qualcuno poteva dire, come faceva Valerio, ci sono meno fazzoletti, però nell'ultimo periodo ci sono stati un po' troppo di nuovo fazzoletto. È vero. Come oggi. Questo famoso gioco che doveva essere più arioso, si vede che determinati giocatori d'attacco, che qualcuno secondo me ha sopravvalutato, chi ha in squadra Mertens non viene citato, dice Lozano, Zelinski, Insigne, cose, cioè, e non c'è Politano. Stiamo giocando, una delle ragioni perché quest'anno il Napoli stava giocando più coperto, paradossalmente. Quindi è vero che si produceva di meno, però si rischiava di meno perché determinate posizioni come quella di Fabian, cioè, erano più adatte a evidenziare i loro pregi e a nascondere i loro difetti. Quindi secondo me se è stata fatta una scelta, detto accettiamo il rischio di produrre un po' di meno, è stata fatta una scelta scientifica. Cioè, i giocatori sono sempre gli stessi, quindi sono bravi, quindi state sicuro che se Spalletti li spingesse sopra le righe farebbero anche qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Ma se un discorso di coperta corta alla fine, Guido, cioè dove la sposti qualcosa prendi, e Spalletti però l'ha detto tra le righe sempre durante tutto il campionato, per chi lo voleva capire. Quando lui diceva non siamo allo scudetto, però se l'ha detto Gattuso era un messaggio di un uomo debole. Quando ha detto sì è vero, in certi reparti stiamo messi bene più o meno come gli altri, in altri no, e quel messaggio era importante, perché non è che lui non ha piacere a non far rifiatare Di Lorenzo, però significa credo che la ragione è principale di una disposizione diversa nonostante lo stesso modulo di gioco, perché poi tu puoi attivare lo stesso modulo di gioco ma puoi arretrare o accentrare in più un giocatore e soprattutto avere una diversa predisposizione alla partita. Piano gara diverso. Quest'anno in molte partite, e noi l'abbiamo apprezzato, siamo stati più volte, l'ho sottolineato, più pazienti, siamo stati più bravi nel corso della partita a essere, io l'ho detto, come siamo stati pazienti. L'anno scorso noi abbiamo avuto delle partite dove eravamo più frenetici e infatti ci infilavano subito. Oggi siamo stati così, ci hanno infilato. Il gol che abbiamo preso, anche se su punizione, dobbiamo dire proprio che la Fiorentina in quei minuti non è riuscita a uscire dalla sua tre quarti. Abbiamo preso un contropiede a Polli, una punizione, ci sta o non ci sta, diciamo ci sta, è un gol dove se l'avesse preso Ospina, la bisettrice, il capello, la cosa che io pure ho giocato in porta, perché è vero che è angolato ma è molto lento quel tiro. Sì, fa un paio di passetti. È angolato perché è angolato, ha preso il pallone, però è proprio lento. Allora Guido, io ringrazio Noah R per la donazione senza domanda, ringrazio Vittorio Penza che ha detto, ho letto sullo sfondo, ha detto non ha visto niente, che calcio è successo? È successo una tragedia, Vittorio. Ti puoi recuperare, ti puoi divertire con la reaction perché ci sono tutte le emozioni possibili e immaginabili. Ringrazio anche Fabio che ci faceva notare che l'anno scorso Italiano ci batte 4-2, quest'anno 5-2, l'anno prossimo 6-2, e onde evitare il 6-2 è capace che De Laurentiis fa uno scatto e lo ingaggia, però Spalletti è il miglior allenatore che abbiamo mai avuto, quindi non può essere. E prendo Diego Maradona. È sempre l'inizio della fine quando De Laurentiis lo dice di un solo allenatore. L'altra volta che ho fatto leggere quell'articolo dice perché da una settimana prima il matrimonio è finito, però non si parla di rinnovo
Spalletti ha un contratto di 2 anni, quindi non ha senso adesso parlare di no. Però non mi fa dormire tranquillo quando sento questo. Aspettiamo un altro paio di movimenti dell'ambiente. Ti chiede Diego Maradona, ma Mertens vorrebbe rimanere con contratto in bianco, è vero? Perché Sì, ci sta parlando è addirittura vero, Toronto. ci sono 3 questioni. Anche qui sarò buon profeta o cattivo, secondo il punto di vista come è stato per Insigne. Io apro una parentesi, non piangerò quando andrà via Mertens, piangerò molto l'anno prossimo quando sentirò i colleghi che gli hanno rotto le scatole per 7-8 anni, perché io già lo vedo, il calcio del futuro è successo, no? Quanto mancano certi giocatori, mancherà la qualità di certi giocatori anche umani, quindi sarà un giocatore che l'amore è troppo grande per farmi versare lacrime nonostante la separazione. Oggi come oggi non si può rinnovare, e ve lo dissi, ho detto guardate che anche se avesse intenzione, col caso Insigne De Laurentiis come detto, è un imprenditore bravo, sì, preparato, sì, intelligente, sì, tutto così, prudente, sì, non Garibarbino, perché significherebbe esporre se stesso, la dirigenza e Mertens e i compagni a 5 mesi di dramma. Giusto. Perché c'è tensione incredibile. Seconda cosa, è un uomo diverso rispetto, a parte l'età, rispetto a Insigne, c'è meno pressione, ci sono anche questioni familiari, c'è la moglie di Mertens che si è esposta in prima persona, mentre la moglie di Insigne a casa a cucinare. Non che la mia idea a casa è cucinare, però noi non la sentiamo, mentre Kate ha un ruolo importante adesso. E lei stessa ha detto non solo io voglio che rimanere a Napoli, ma non vedo l'ora che rimanere a Napoli con mio marito che si è ritirato, dove ci godiamo la città ancora di più di me. Io penso che ci sono 3 cose. Giunto e Mert si vogliono rinnovare, a De Laurentiis no. Sarà fondamentale, e si dice no De Laurentiis e Chiavelli no. Spalletti non lo vedo così tosto come Ancelotti e Gattuso, che dissero questi non si toccano e si rinnova, quindi dipenderà, ve la dico oggi che siamo appena a gennaio, però non è una situazione che se lui dice guarda, anche se c'è un contratto il terzo anno con le stesse condizioni, quelle di mezzo, Mertens fa il permaloso, perché ci sono condizioni umane, familiari, e poi a lui proprio gli piace l'idea di essere la chioccia per questi compagni. Secondo me lui proprio sarebbe contento di vedere un anno, un campionato con Osimhen, 25 gol, dove lui in parte è responsabile, non solo con gli assist, ma durante la settimana di calmare questo ragazzo. Cioè io lo conosco nella testa, io vedo questa cosa, nella mia testa è molto chiara, come tutte le cose che poi sono chiare si verificano. Quindi vedo una soddisfazione che va al di là del 151, io spero che faccia quest'anno 150, ma proprio di una crescita di detto, io non solo lascio questi record, ma lascio questi miei compagni giovani in uno stato superiore rispetto a quello che non serve. Però dipende da De Laurentiis. Da quello che abbiamo capito ha intenzione di fare un drastico taglio. Se c'è di tutti quelli che non, diciamo, sono in scadenza, un giocatore che ha un 10% è scesa rispetto a quella di possibilità di rinnovare, perché ci sono Giuntoli e lui e Mertens, gli altri no. Però oggi come oggi Valerio la vedo difficile, quindi mi godo ogni singolo secondo e piangerò non quando sarà la partita di addio, ma l'anno prossimo, quando vedrete quanto ci mancherà la qualità di certi Quale giocatori. partita di addio? Quale? Noi non le facciamo con De Laurentiis. Esatto, ricordiamoci questo. Lucio D'Amato, che ringrazio infinitamente. Cari Valerio e Guido, non ho capito il cambio di Spalletti Petagna Juan Jesus. Petagna sarebbe stato sicuramente uno dei rigoristi. Ma sembra che l'ha chiesto lui, attenzione che non ce n'aveva proprio più, e quindi considerate che questi giocatori stanno giocando sempre e sono a rischio di farsi male. E non abbiamo poi, avete visto Osimhen non è pronto, no? Quello sì, perché poi è messo Cioffi, la partita non è mai andata, cioè la partita tu l'hai persa perché non sei andato sul 2-1, quindi non vediamo.
Le nostre colpe sono quelle tecniche e tattiche, attenzione, non svicoliamo. È chiaro che ci sono degli episodi che ma proprio di un atteggiamento continuo, c'è un arbitro che è così severo su certe cose, poi non puoi essere così disattento. Noi abbiamo visto dei non toccamenti di faccia clamorosi, e davi fallo, stavano sempre a terra. Come si chiama, il tempo effettivo oggi nel secondo tempo è crollato di 9 minuti, e aspettatemi un girone di ritorno così scadente, però temo come Ospina che sia proprio una richiesta di cambio, no? E poi ho aggiunto, l'ho detto nell'analisi iniziale, che secondo me poi ci dovevi arrivare ai rigori e serviva uno che poteva inseguire, essendo noi in inferiorità numerica, e Petagna non ce la faceva proprio più, quindi. Leggi questa domanda perché è interessante, Valerio. Sì, Angela, questa poi lei l'ha chiesta più volte. Io chiedo scusa ad Angela che non sono stato capace di prenderla nelle altre live, perché poi mi faccio prendere dai discorsi e cerco di mantenere una logica. Però Guido chiude il suo intervento ricordandoci gli arbitri, e Angela ti chiede: non ci potrebbe essere una macchina al posto degli arbitri al VAR che fischia nelle orecchie degli arbitri ogni qualvolta che c'è qualcosa che non va? Due cose da dire su Dries Mertens, dirigente, l'abbiamo sempre detto, parla 4 lingue, ha quel carisma, chiaramente deve imparare. Scusa, ho letto una cosa perché così lo leggo a Mertens. Su questa cosa qui, cara Angela, partiamo invece dall'alto, dalla fonte. Perché non si vogliono migliorare le cose? Come ha detto Valerio, io mi aspetto che il dirigente dell'Inter faccia, no, qualcosa contro, altrimenti ti sta bene. Allora, come vedete, e Angela è una delle più presenti e anche delle più attente, come ricordo le sue osservazioni, non trovi inquietante, Valerio, che amiche e amici del tuo onesto ma modesto canale, cioè mica fattura milioni e milioni di euro come le varie confederazioni, no? Lanci tutta una serie di proposte che possono essere migliorabili, ma hanno tutto un senso, e non ne venga mai in mente una da chi invece dovrebbe governare il calcio. Cioè, io ti rispondo con un interrogativo che noi ci dobbiamo fare, no? Perché è capitato, in questi mesi che noi ci frequentiamo, no? Proposte molto intelligenti, delle idee che ho lanciato io, proposte detto guarda, rivedibile, però sono tutte figlie ma scusate, perché in questi anni stiamo sempre fermi a parlare di queste cose? Quindi io ti posso rispondere sì, no, eccetera, ma in realtà la domanda che tu, io, Valerio, tutti quanti ci dobbiamo fare: ma questa gente le vuole realmente, non a chiacchiere? Tutti diciamo domani io voglio vincere l'Oscar, ve l'ho già annunciato, e se ammazzo non mi hanno dato l'Oscar, entro nel cadere, altro che 10 minuti o 20 minuti di malumore, io uno solo, faccio succedere un casino. Valerio, te lo sto dicendo. Come non è che non mi avete dato l'Oscar? Sto ironizzando. Detto, quindi a chiacchiere tutti possiamo dire qualcosa. Però, siccome in realtà c'è una fetta di tifosi che preoccupatamente, dal mio punto di vista, si sta scocciando, ecco perché poi il calcio è meno seguito, perché questo è il vero punto, e ci sono gli esaltati che invece urlano, si sbracciano per un gol. È preoccupante, perché invece le persone, detto, hanno molte idee. L'idea è che tu ci metteresti 2 settimane con tutti gli organi competenti, degli ex calciatori, dei calciatori, degli arbitri, dei dirigenti, perché poi devi considerare tutti i punti di vista, fai finalmente delle regole chiare e trasparenti. Il primo anno qualche arbitro zoppicherà, ma stai sicuro che non è che ci metti 20 anni. In 3 anni, io ti dico il primo così, il secondo di perfezionati, in 3 anni tu vedresti un calcio scintillante. Quindi non dovremmo aspettare, Valerio, i nostri nipoti. Detto, ma 3 anni è un calcolo, sai quanto io sia prudenziale, non quello che con i numeri, detto, in 3 anni è proprio a regime. Ma stiamo sempre no, e non si vogliono fare le cose. Sì, si fa una cosa, anche, vedete, alla fine è stata introdotta questa tecnologia, che l'idea è giusta, rivoluzionaria, però mo sono tanti anni, e anche lì quando si vuole, abbiamo visto l'europeo, ha funzionato. Ci può essere un errore a sbavatura, ma anche nell'errore famoso gol del finale, però è stato subito spiegato, immediatamente ci hanno tenuto a spiegare la regola perché è stato applicato, cioè.
Poi nei vari campionati, e i campionati hanno giochi di potere, esercizi del potere diverso, perché Real Madrid c'ha il suo potere, la Juve c'ha il suo potere, quello è il suo potere, però il Bayern Monaco è il 29esimo bilancio utile consecutivo e l'Inter è il peggior bilancio di una squadra italiana, crollo di bilancio, meno 254 milioni è riuscito a battere il passivo della Juve, voce del più. E allora perché con chi si indebica di più di vincere? E siamo sempre lì. Valerio, ti perdo. Sì, c'è stato un momento di blocco della connessione. È tutto collegato, no? Perché, e termino, quando si provò a togliere un attimo, ma stiamo parlando degli anni 80, metà, la TV, la tecnologia nell'NFL, i presidenti delle società, dice fermi tutti, Unice si rimette, i presidenti, non gli arbitri, immediatamente. Allora la domanda è, perché poi alla fine, a parte qualche dichiarazione di facciata a fine campionato che qualche presidente fa e non tutti, poi alla fine durante il campionato va bene tutto? Perché per esempio il caso di Bonucci, lì sarebbe da dire no signore, si ferma, che succede? Cioè le società dovrebbero chiedere spiegazioni, perché io non sto colpevolizzando, non è contro Bonucci, perché è successo a Bonucci, se l'avesse fatto l'Avezzi diremmo alla Valle. Lì io ho detto presidente della società devo chiedere spiegazioni, no, dice scusate, spiegatemela questa cosa, perché è talmente macroscopica, perché stanno zitti? Perché sugli arbitri? Quello non è una questione arbitrale. Noi possiamo continuare a mettere, chiudo, regole, VAR, non VAR, non VAR, ma se alla fonte non c'è un sistema chiaro e trasparente, noi invece di 10 regole ne avremo 550 e sarà ancora più incasinato, e non più semplice, più incasinato. Ciao Guido, ti dice Andrea, quindi è giusto pensare che con questa squadra e con i numeri nel complesso stiamo facendo un miracolo in campionato al quarto posto? Sì. Cioè, se noi arriviamo al quarto posto, che alziamo di una posizione la classifica dell'anno scorso, significa comunque tenere fuori dalla Champions una tra Atalanta e Juve, significherebbe aver fatto un ottimo campionato e non uscite, ma lo scudetto si poteva, cioè, nella migliore delle ipotesi noi quanto arriveremo, Valerio, dall'Inter? 15-16 punti dall'Inter, ma mi sto tenendo basso, e se arrivi a 15-16 punti dall'Inter non è che ti stavi lì non hai mai appresso, lottato diciamo. per lo scudo, questo significa. Eccoli, arrivano. Allora Carlo ti dice la società dovrebbe trasmettere serietà e chiarezza, si vuole puntare su Meret, titolare, fascia di capitano a Mertens, segnale di rinnovo o KK da subito, Elmas giovane promettente, titolare. Come la vedi? Ma guarda, su Meret, ragazzo serissimo, entourage serissimo, anche un'ottima preparazione, bagaglio tecnico, ma esce poco. Semmai un po' timido nel chiamare, no, a guidare la squadra. Quindi io mi piace molto come personaggio, come figura e come calciatore. Questa è la mia. Secondo me, io l'ho detto, c'è stato un atto di sciacallaggio mediatico da parte della stampa, sia perché uno, chi lo conosce, poi Ospina da Centro America, procuratore, chi è? Perché in realtà, se ci fate caso, Meret è stato pagato 25 più Carnesis e Ospina 3,5, senza bonus, nessun facilmente raggiungibile. Auguri a Chiesa che si è fatto male, perché noi siamo sportivi. Non mi piace che si tuffa sempre, però, e non è mai bello quando un calciatore si fa male, e che tra l'altro questo infortunio può mettere, perché ve lo citavo, oltre per fare i miei veri e sinceri auguri di una perfetta guarigione a Chiesa, perché poi il calcio è più povero senza i talenti in campo, è la mia idea, perché poi adesso non è detto che i bonus saranno facilmente raggiungibili, altra edizione che si dice sempre. Dentro il caso di Ospina, quindi abbiamo un portiere che è stato pagato abbastanza e un portiere che è stato pagato pochissimo, però si va a trovare sempre il pero nell'uomo. Questa situazione in realtà si è totalmente rovesciata, perché poi anche quest'anno Meret era partito col titolare, si è fatto male, è entrato Spina, ha fatto una prestazione meglio dell'altra, perché poi, vero, la squadra difendeva molto bene, però non si sottovalutava, cioè si sottovalutava
scusate, il fatto che lui prendeva mezzo tiro paratona, mezzo uscita paratona sullo 0-0. E poi dici, quelli erano i tiri che prendeva Napoli, mica è colpa sua se lui prendeva 2 tiri a partita, però era nella classifica dei portieri che aveva il maggior numero di parate su tiri subiti. E adesso sono tanti gli anni di questa alternanza che hanno nominato. Io penso proprio che hanno nominato anche per l'anno prossimo, nel senso non si rinnova Ospina. Io ve l'ho lanciata stasera, non sono sicurissimo, non è io sto bocciando Meret, che lui rimanga, perché nei portieri, noi è successo con tutti i portieri giovani, Valerio, se ci fai caso. La dobbiamo dire. Perché pigliamo Navarro che doveva rimanere, non rimase. Però subito veniva criticato ed era poi è successo con Rafael, che era forte, giusto, perché Rafael incominciò a togliere il posto a Pepe Reina e non gli facevi gol manco se la buttavi con le mani. Poi lui si ruppe il ginocchio in una partita con lo Swansea di Europa League. Allora alcuni giocatori dovevi aspettare, lui entrò un mese prima del previsto perché eravamo senza portiere, perché Pepe Reina non l'aveva voluto riscattare ADL, e prendemmo dei gol dove lui aveva quel centesimo secondo di ritardo nelle uscite, però io le vedevo tutte a San Paolo quelle partite, mamma mia, che tutti contro c'è il citofono, i miei colleghi, abbiamo il citofono, queste cose si trasmettono. Però io vi dico, noi negli anni di ADL tutti i portieri giovani abbiamo bruciato, perché poi era meglio Gennaro Riezio, pur Giagnello era meglio dei giovani, pensate un po', era meglio quello, era meglio. Noi con i portieri giovani sta andato sempre male, perché vogliamo lanciare una bomba del cacchio, perché poi è una bomba. Se ti vuoi fare una risata, noi parliamo sempre dei terzini sinistri. Quando un ragazzo mi ha chiesto una sorta di dream team del Napoli, in realtà fatevi il caso dell'evoluzione del terzino sinistro. Quella domanda è una domanda, io ci ho riflettuto tutta la notte, molto più intelligente se riflettiamo non col gioco. Mirko Savini, no? Dossena fu preso dal Liverpool, da Bigon, unico acquisto di gennaio, no? Gulam, Mario Rui. A destra chi abbiamo avuto? Maggio, ricordiamo Maggio che poi era quinto. E Yusai, è chiaro. Poi fu preso Zuniga, ma poi fu dirottato a sinistra. Zuniga era esterno alto, adattato, ma non è mai stato terzino. Però, infatti, però che fai? Garic, queste cose qui, cioè, noi si nomina sempre il terzino sinistro, ma questi anni abbiamo avuto più terzini sinistri medi buoni di terzini destri, però c'è la favola del terzino sinistro. Altra considerazione, in quel famoso Napoli di cui si sa la formazione a memoria, Yusai era alla fine il titolare inamovibile e non mi ricordo nemmeno il sostituto. Esatto, non fa 0 minuti, perché poi noi con Eddie Reyna e Mazzari giocavano 3-5-2 e con Mazzari erano Ugo Armando Carpagnaro a destra, Paolo Cannavaro centrale e Totò Aronica a sinistra, con i due quinti alti che poi indietreggiavano in difesa, però detto, non avevamo il terzino, perché la difesa 4 l'abbiamo introdotta con Benitez e poi Sarri e Ancelotti. Però il punto è un altro, Valerio, che è un altro argomento di riflessione. Quella squadra ha retto molti anni, quella di Benitez, quindi noi non abbiamo dovuto vendere per anni tanti giocatori, però invece gli attaccanti De Laurentiis li trattiene molto poco. Cioè, se tu vedi, tranne Mertens, Koulibaly da quanti anni, Gulean quanti anni, Albiol se non avesse fanculato De Laurentiis sarebbe rimasto, ma è stato più di 6 anni e mezzo, cioè. E invece 3 anni, solo Lavezzi è stato 5 anni contro voglia, ma noi gli attaccanti più di 3 anni non li teniamo. Rifletteteci anche su Osimhen. 3 anni Lavezzi fu quindi era Mesto comprato dal Genova e poi il Bologna, mamma mia. Sì, destro, però insomma non è a livello di Koulibaly, però il punto è che noi diciamo sempre il terzino sinistro, però a destra non è che abbiamo comprato negli anni queste ire di Dio, senza dubbio.
Fino all'infortunio che subì, mi Era pare contro lo forte. Swansea era forte. Dopo l'infortunio fu buttato nella mischia perché non riscattava Reina. Rafael lo abbiamo bruciato noi, inteso come società. Esattamente. C'è memoria storica tra gli amici Bellini, non c'è problema. Voglio dire Infatti, una noi cosa a possiamo Pachi Esposito. Voglio dire una cosa a Pachi Esposito. Io te lo prendo questo messaggio, anzi lo leggo senza metterlo in sovraimpressione, perché Pachi, noi qua teniamo un livello più alto anche di linguaggio. Non voglio parolacce che sono evitabili perché potevi dire tranquillamente, ma Lozano non poteva rimanere in Messico senza mettere del Messico. Io a quello più lo vedo e più mi dà l'impressione di essere svogliato che gioca solo per se stesso. Paghi. No, non è vero. Oggi semmai Alziamo il livello del semmai, linguaggio perché qua lo voglio fare in un certo modo e poi ti prendo semmai, tutti i messaggi che vuoi tu. Poi su no, Lozano nello specifico io comunque ho visto un palo preso da Lozano. no, hai fatto bene a leggere questo messaggio, non perché voglia essere un segno di gratificazione di chi vuole provocare, come segno di democrazia da parte di Valerio. Innanzitutto Lozano, come tutti i nostri esterni, tranne Insigne, accetta la possibilità di cambiare fascia. E quindi a un certo punto Spalletti viene su quest'altra fascia. E su quella fascia aveva visto bene Spalletti perché ha preso un palo interno, purtroppo anche l'espulsione. Semmai una cosa che io vi dissi, quando un giocatore non gioca, e tra l'altro nella sua testa è forte perché sa di essere forte, e tra l'altro lui veniva dal Covid, però certi giocatori li dobbiamo ringraziare perché, capito, sono stati in campo, perché sempre la coerenza. Questi sono gli effetti di chi poi racconta in calcio in un certo modo. Semmai la frenesia che oggi l'ha fregato, non la svogliatezza, amico Bellino, tutto il contrario. Quell'espulsione è di chi è andato troppo frenetico su quelle azioni e gli è andata bene, invece lì ha fatto un controllo e per recuperare da quel controllo è andato, perché se era svogliato, lui ha sbagliato il controllo, non se la va a riprendere quella palla, quindi hai detto una sciocchezza. Giusto, è giusto. Hai Controllo detto proprio una sbagliato e sciocchezza. poi voglia di prenderla, è così. È proprio Hai così. detto una sciocchezza tecnica di quello che è successo, cioè stai raccontando una cosa che oggi non è successo. Ci sono altre volte che uno può dire mamma mia, questo giocatore è entrato svogliato, oggi è entrato con la voglia di spaccare il mondo, nonostante sicuramente aveva le gambe ancora molli. Alcune giocate ci escono, non gli uscì da quella giocata, con la voglia di andare a riprendere subito la palla, è stato imprudente. Quello è un chiaro fallo di imprudenza. Forse anche Guido, vigoria spropositata, però imprudenza, perché non è va con la vigoria di far male, e che ha sì, è imprudente sbagliato è perché è entrato subito. indubitato. Mi devi aiutare, Guido, perché io non ricordo bene, la mia memoria non funziona. Quanti anni ha Elmas? Allora, amico Bellino, in settimana mi sono divertito a andarmi a vedere un po' le statistiche, perché e ne ho parlato con Valerio. Allora, ho detto vai a vedere a 23 anni, a 22 anni e mezzo quante presenze in campionato aveva Insigne e quanti gol, e quante presenze in nazionale aveva Insigne e quanti gol. Cioè l'errore che si fa con questo ragazzo, che può darsi che sarà il più grosso bidone della storia del calcio, però poi questi vanno via, sono forti, è successo nel Napoli, tu hai perso il diritto a fare la domanda futura. Chiaramente sto scherzando, non ci permetteremmo mai, né Valerio, io non conto niente, non ho manco tecnicamente la possibilità di prendere o non prendere le domande, perché non vorrei che quando io scherzo poi... Quindi l'errore è che si valutano certi giocatori come il Jorginho, come l'Amsi è arrivato, è che tu non te lo ricordi come era Insigne a 22 anni e mezzo. Non giocava con Mazzarri. Conte non lo convocava. Cioè, Elmas c'è più del doppio delle partite nazionali e 10 gol, e Insigne ne aveva segnati 5, me lo sono andato a rivedere, con più anni già, e quindi non lo sappiamo fra 5 anni come diventa. Gioca a spezzoni di partite, si sacrifica molto. Oggi non ha fatto una gran partita, lo sappiamo benissimo come qualità. Da lui ci aspettiamo più qualità, sia nei passaggi, sia nel concludere. Lo sappiamo, ha cambiato spesso fascia, però c'ha 22 anni e mezzo, devi fare 23. E tu te lo ricordi perfettamente come era Insigne a 22 anni e mezzo? Intanto come presenze, come minuti, come gol, erano molti di meno, ma meno della metà, che non significa nulla, perché può darsi che Elmas da qui si blocca e rimarrà un brocco, come dice qualcuno. Però per ora non è il paragone come Mert, come si chiama, perché loro hanno tanti anni
di esperienza sulle spalle, tanti minuti, tante partite, fare tante partite da titolare, e quello poi alla fine ti aiuta, non negli allenamenti. Gli allenamenti ti aiutano per giocare la partita. Allora Guido, io con questo messaggio purtroppo devo salutare gli amici bellini perché mi stanno per venire a prendere, non i carabinieri né le ambulanze, ma perché mi devo andare a suonare. Armando ci dice: io non riesco più nemmeno a incazzarmi, preferisco ascoltare Vale e Guido, magari qualcuno della società li ascolta e prendono provvedimenti. Guido, io seppure capace che ci ascoltano, non credo che ascoltano, cioè non prendono spunto dai nostri provvedimenti, perché ne abbiamo già date di qualche consiglio, qualche soluzione, qualche idea, e non ne abbiamo viste poi fatte. Magari ascoltano e ci ritengono non all'altezza, non fa niente. Per me l'importante è che il minuto di collera o le 2 ore dove uno in post partita almeno le riusciamo a passare in serenità, e se alziamo il livello, perché lo so che c'è una Napoli in tutto il mondo, dico Napoli in generale, che ha voglia di parlare con calma di calcio, di un calcio che è sempre più brutto, però noi lo analizziamo, lo scompattiamo, come si dice, lo vivisezioniamo, ecco, e cerchiamo di analizzarlo con onestà, senza mettere davanti né amicizie né interessi, e questo sono io e questo è Guido Gentile. Quindi allora, grazie Armando. Ti faccio andare a lavorare, quindi sarò brevissimo, anzi non lo sono mai, però questa volta lo devo essere per forza. Innanzitutto questo si chiama Armando e quasi Guido, quindi già non possiamo non volerli bene. Sì. Io sto dicendo che è una gioia tifare Napoli, cioè tu il semplice fatto che ti alzi la mattina e tifi Napoli, già ha vinto 10 scudetti, gli scudetti veri sull'almanacco sono il nostro di più. Poi questa narrazione che vince è l'unica cosa che conta, che ha contaminato tutte le squadre, è stata sbagliata. Però ecco, vedi Valerio, tu pensi il fatto che io ho conosciuto Valerio, io che sono un timido, che non amo i social network, che sono pigrissimo da questo punto di vista, perché lo sono molto attivo nella vita, e quindi pensa un po' che gioia che ci regala questi colori. Io ti dico che Giuntoli è molto bravo, molto preparato, nonché ha una delle qualità, e perciò può finire alla Juve, più importanti. Ha fame. C'è uno che è partito dal basso, non gli hanno regalato nulla. C'è uno che costruisce squadre, ha avuto la possibilità con quei mezzi di fare il Carpi, e ha la possibilità con quei mezzi di fare il Napoli, fa il Napoli, ha quella possibilità con quei mezzi di fare la Juve, la fa Juve. Quindi è vero che questo ciclo non calcissimo, perché abbiamo vinto nulla con Sarri, quindi non è un ciclo. Il ciclo è quando tu vinci, non vinci più come la Juve, e poi il ciclo dell'Inter. Questa cucciolata, perché non è manco una generazione, diciamo la cucciolata del 91 con Mertens, che ha qualche anno in più ha raggiunto il suo, diciamo, percorso, diciamo, finale. Però come abbiamo preso questi giocatori, ne prenderemo altri. L'unica cosa che Giuntoli può sbagliare è un acquisto l'anno prossimo, cioè di 4-5 acquisti importanti, che non si dicono i top player, quindi non dovete essere legati a quelli che dicono Napoli sta seguendo questi nomi, avete visto Palmieri, non è venuto nessuno. Quando io dissi gennaio, feci tutto l'elenco, che quell'elenco storico di tutti i mercati di gennaio, e dissi quell'anno è stata l'eccezione di Gattuso, non vi aspettate. Oggi Giuntoli ha detto con Gulam siamo a posto così, poi ovviamente noi valutiamo se c'è qualcosa, però non ha promesso. Però Giuntoli è bravo, è un costruttore di squadre, è uno che c'ha fame e che gli rompe molto le scatole come a noi perdere, ed è molto bravo. Sapete perché? Perché lui, e lo disse negli anni di Ancelotti, sa perfettamente più di Guido Gentile quanti punti ha nei piedi il Napoli. Se voi ci parlaste privatamente, lui vi direbbe questa squadra meno di 75 punti, io sto sereno anche con un disastro, anche se la vado a allenare io, Guido Gentile non li fa, ma veramente anche con disastri. Come dice questa squadra però più di 76 non li fa. Quindi il futuro non è plumbeo, e il plumbeo mai col Napoli. Se però io vi devo raccontare che l'anno prossimo non c'è uno scudetto, non ve lo posso raccontare. Allora, se per voi il futuro roseo è solo vincere lo scudetto, allora è plumbeo, perché non lo vinceremo. Però non siete più tifosi del Napoli, siete diventati tifosi della Juve. È triste questa cosa. Fabio mi improverebbe, risulta triste. Risulta triste. Quindi per niente tristezza, amico Bellini, gioia, malumore di un minuto. Oggi 2 ve ne concedo, perché 2-5 in casa vi do
Io il permesso 2 minuti di malumore li abbiamo già fatti passare col cronometro, chi va a dormire, chi va a lavorare, chi come me va a lavorare, domani prometto che sono in ritardo con il lookout e poi ci rivedremo. Partita col Bologna è importante, molto molto importante, sia il risultato che sono i 3 punti, vedere le crepe di queste sbavature oggi in difesa, se vengono ricucite o meno. Pensate l'esordio non positivo del nuovo acquisto, ma esordire nel campionato italiano è diverso, l'avevamo detto. Nel campionato italiano non è campionato inglese, devi stare addosso all'uomo. Io ringrazio infinitamente Guido Gentile, a prestissimo. Zero cattivo umore, è finito. Buonanotte Finito. a tutti, alle amiche belline, agli amici bellini, ai tifosi del Toronto. Però possiamo tornare alla maglia azzurra oggi, insomma. Please. Un atto di bontà. Almeno il colore azzurro. Grazie Guido. Allora, signori miei, io vi bacio, do il bentornato, non il benvenuto, il bentornato a Raffaele Sirignano, perché io ricordo tutto, almeno ogni tanto cerco di... E Guido mi sta aiutando ad affinare, a tenere allenata la mia memoria in realtà. Quindi bentornato, scrivimi in privato, fammi sapere che ti aggiungo al gruppo degli abbonati bellini di Telegram. Signori miei, vi voglio bene, chiedo scusa a tutti quelli che non sono riuscito a prendere i messaggi, eravate tantissimi. Sono io in difetto questa volta perché devo scappare. Vi voglio bene, forza forza Napoli sempre. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh,